fatta per me, dipinta per me, Claudia. Però confesso che tu mi piaci di più, Paola. Di tutto e tutto mi va, la la la, sempre. Non so decidermi mai, mi trovo perciò nei guai. Vi penso e vedo cieli senza nuvole e mille mandolini m'accarezzano. Poi apro gli occhi, allora mi accorgo che non c'è nessuno accanto a me. Innamorato di te, desidero te, Laura. Non sono bello però, che colpa ne ho, Giulia. Ho sulla bocca per voi, la la la, baci. Ed io li di qua chi per prima dirà di sì. Penso e vedo cieli senza nuvole e mille mandolini m'accarezzano. Poi apro gli occhi, allora mi accorgo che non c'è nessuno accanto a me. Innamorato di te, desidero te, Laura. Non sono bello però, che colpa ne ho, Giulia. Ho sulla bocca per voi, la la la, baci. Ed io li di qua chi per prima dirà di sì. Ed io li di qua chi per prima dirà di sì. Ed io li di qua chi per prima dirà di sì. Buongiorno, buongiorno. Oggi apriamo leggendo la Costituzione perché è molto importante, perché abbiamo Raffaella Buziol, che è la mamma di Lisa, questa ragazzina che sta crescendo con la lingua dei segni, perché sennò non riesce ad andare a scuola. E ho invitato questa mattina Raffaella Buziol, che saluto, eccola qua vicino a me. Ciao Raffaella, grazie di essere qui, assieme anche al sindaco di Fara di Soligo, Mattia Perencin. Buongiorno sindaco. Buongiorno. Primo mandato civica centrodestra, perché è molto importante. Ieri, come tutti i giorni, dal lunedì al giovedì, vado a Villa Margherita quando ho terminato la trasmissione per vedere come funzionano i centri estivi con la scuola del fumetto a Villa Margherita. E quando sono arrivata, Lisa, come sempre, mi è saltata addosso, mi ha abbracciato, baciato, ma talmente stretto. È come che lei in quel momento volesse ringraziarmi di sentirsi normale. Perché la mamma non c'è con lei, io non l'ho voluta. Lisa deve stare da sola con l'insegnante, pagata dalla regione al momento sembra, che con la lingua dei segni fa sentire Lisa a suo agio. Un esempio poi bellissimo per gli altri ragazzi, ragazzini,
che imparano a capire l'importanza della lingua dei segni per interloquire, per includere. E allora ho detto: Lisa, sono felicissima, e lei continuava a fare anch'io. Allora, vogliamo capire che forse dobbiamo cambiare tutti il registro e iniziare a leggere l'articolo 3 della Costituzione, che abbiamo già letto ma lo ripetiamo, che dice: tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingue, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. Leggiamo anche il 32. La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo a interesse della collettività e garantisce cure gratuite agli indigenti. Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana. Articolo 34. La scuola è aperta a tutti. L'istruzione inferiore, impartita per almeno 8 anni, è obbligatoria e gratuita. I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi. La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze che devono essere attribuite per concorso. E terminiamo con l'articolo 38. Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all'assistenza sociale. I lavoratori hanno diritto che siano provveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria. Gli inabili ed i minorati hanno diritto all'educazione e all'avviamento professionale. Ai compiti previsti in questo articolo provvedono organi ed istituti predisposti o integrati dallo Stato. L'assistenza privata è libera. Allora, io mi domando, visto che abbiamo una Costituzione molto chiara, che fa capire molte cose, il diritto di questi bambini, di questi ragazzi, dei diversamente giovani, però dal dire e il fare c'è di mezzo il mare. Allora, prima di passare la parola alla nostra Raffaella Bugiol che ci illustrerà la battaglia, però le guerre, deve vincere la guerra, le guerre, perché di guerre ce ne saranno, 2 ricorsi al TAR vinti, però a tutt'oggi le cose non girano e poi sentiremo. Allora, Sindaco Perencin, cosa dice a questa mamma che ha adottato 3 fratellini per non dividerli, 3, che sta cercando di far sentire Lisa come una bambina, una persona normale nella crescita, nella scuola, ma dei paletti, io chiamali paletti, dei pali così, dal sindaco, dagli consiglieri, dai servizi sociali, dalla regione. Cioè questa mamma sta combattendo una guerra da sola, non per la sua figlia, per tutti i ragazzi che hanno questi problemi, e ce ne sono tantissimi. Ma le sembra una cosa normale, sindaco? Dica la verità. Beh, intanto saluto anche la signora che non conosco e quindi ho piacere di conoscere questa mattina. È una battaglia che sicuramente fa onore a questa mamma. Le situazioni non sono sicuramente rosee, nel senso che spesso e volentieri nel nostro paese ci troviamo a scontrarci veramente anche con una burocrazia che ci mette davvero in difficoltà. Noi siamo molto attenti a quelle che sono le esigenze dei cittadini. Io ho fatto anche in questi giorni un salto a salutare i ragazzi dei centri estivi parrocchiali e devo dire che c'è stato e si fa un grande lavoro a livello sociale e a livello di volontariato per cercare di rendere meno difficile e dare la spensieratezza anche a quei ragazzi che magari sono un attimo più in difficoltà, perché non ti nascondo che anche nelle nostre realtà abbiamo situazioni davvero difficili e quindi quelle situazioni davvero difficili
cerchiamo ecco, di supportarle ed aiutarli per far sì che non si sentano soli o che vengano isolati, diciamo così, anche da quello che è il mondo giovanile. Devo anche dirti la verità che c'è però una grossa solidarietà a livello locale quando abbiamo situazioni di questo tipo. Proprio ieri parlavo con un genitore che ha un bambino che gli è stato diagnosticata una forma di autismo anche abbastanza importante, che però si complimentava, diciamo così, ed era entusiasta del grosso lavoro di supporto che la sua classe e il suo gruppo avevano nei confronti di suo figlio. Quindi devo dire che forse i giovani arrivano molto prima di noi adulti nel capire e nel supportare questo tipo di persone. Per cui adesso io non conosco bene il caso e la situazione della signora, magari poi avremo modo anche di sentirla e di capire. Dico che persone come queste vanno sicuramente aiutate e messe nelle condizioni di poter vivere una vita tranquilla e serena, visto che già si trovano ad affrontare situazioni complesse. Allora Raffaella, iniziamo allora a spiegare il perché sei qui questa mattina e ti ringrazio perché, come dicevo prima, Raffaella Buzzeo non sta facendo la guerra o le battaglie per Elisa, ma per tutti quelli che hanno questi problemi, questi ragazzini che non riescono ad avere l'insegnante di sostegno. Raffaella tutt'oggi non sa ancora quando inizierà la scuola per sua figlia, quante ore, siamo in agosto, fra poco, a settembre inizia la scuola, perfetto, dico io. Allora, iniziamo, allora, il ricorso al TAR ultimo intanto. Allora, il ricorso al TAR ultimo è stata una vittoria importante. È stato commissariato il Ministero dell'Istruzione regionale del Veneto. Vuol dire che il TAR ha definito che, porto proprio le parole che dicono in questa sentenza, praticamente dice che c'è stata l'inerzia dell'amministrazione pubblica e che non c'è stata la mancanza di qualsiasi attività che ha portato a dare proprio ogni giorno la LIS a Lisa, e ha detto che la sentenza di settembre del 2022, quindi circa 9 mesi prima, dove si diceva Lisa e tutti i ragazzi come Lisa, bambini e adulti che hanno necessità della lingua dei segni, che non vuol dire essere sordi, ma avere una necessità di questa lingua vuol dire può essere muti, quindi non riuscire a parlare oppure non riuscire a sentire. Hanno diritto per tutto l'orario scolastico, non andare a scuola senza questa risposta. Purtroppo abbiamo dovuto ricorrere a questa seconda volta al TAR a distanza di poi 5-6 mesi neanche dalla prima vittoria, e il TAR ha detto allora a questo punto il Ministero non è in grado di organizzare la risposta all'istruzione per ragazzi come Lisa o sordi. Quindi nomina un commissario che deve andare lì e dovrebbe in teoria dare proprio la lingua dei segni per tutto l'orario. Vuol dire che la docente di sostegno nella prima sentenza di settembre è stato detto che la specializzazione è un titolo generico, quindi è stata una vittoria molto importante, molto significativa, perché sai Mirella, quando noi abbiamo la disabilità a scuola portiamo molte carte. Questo diventa un ponte di lavoro per molti docenti. Cosa vuol dire? Che ti può arrivare quello che ha la cosiddetta carta del docente di sostegno, ma che non è specializzato perché è un corso di formazione, perché questa cosa qui dura circa 9 mesi, non si parla di disabilità, non si forma disabilità, e io attraverso il caso di mia figlia ho potuto spiegare, e il TAR mi ha dato ragione, che trattasi di titolo generico e non specifico. Abbiamo Rinaldo da Venezia, vai Rinaldo, veloce! Ciao Mirella e buongiorno ai tuoi ospiti. Innanzitutto saluto la signora che so da sua parte e non dove a fare tutte queste battaglie che ha fatto, è una guarda chiede niente, è una roba che ne aspetta per diritto sancita dalla Costituzione, ma cosa diciamo? Una persona così che ha un problema in casa così,
noi altri dovremmo mettercene nei brani dei suoi genitori, perché essendo fuori, non avendo questi problemi, noi non sapremo cosa dire, ma per una mamma e un papà che vive questo problema, e che noi vivere, è una delusione continua. E ora cosa diciamo? Non queste parole, bisogna fare stati, purtroppo in Italia è così, e tira avanti il brodo e dopo c'è sempre la burocrazia. Ma i burocrati, il Stato sa, il governo, se loro che fa la burocrazia, non la mettiamo neanche. E ora, andiamo in cerca di robe, Mirella, che sarebbe semplice, se c'è stata, perché hanno da fare una battaglia del genere, se c'è un suo diritto, e hanno da scappearsi con tutti, a far cose, a parlare con questo o con quello. È vergognoso, perché ricevevo tutti qua in Italia, venivano mangiare la carne e porchi, giustamente, ma prima mettiamo a posto i nostri cittadini che hanno altri problemi. Dai Mirella, intanto ti saluto, voglio salutare la Giulia, che è tanto tempo che non la sentimo. No, agacciamà l'altro giorno, Agacciamà, bene, sì. La Giulia ti saluto lo stesso e spero che ti stai bene. Grazie al nostro... Di Velci. Vado da te, devo insegnarmi. Dai tutto. che va avanti, se no non ghiaffemo. Grazie Rinaldo, come al solito. Allora, Sindaco, il problema che io vedo, purtroppo, e per fortuna che c'è questo mondo del volontariato, queste associazioni che si impegnano tantissimo, molti giovani anche, che quando c'è un grave problema che riguarda la comunità in generale, la Regione interviene. Penso alla pandemia, quando il governatore ogni giorno faceva la conferenza stampa e minimo aveva 3 insegnanti della lingua dei segni, giustamente, che spiegavano quello che stava succedendo. Noi abbiamo questi insegnanti, abbiamo anche l'università a Venezia, cosa che l'abbiamo saputa l'altro giorno, perché neppure gli uffici scolastici in provincia sapevano che c'era l'università della lingua dei segni. Pensate come siamo presi. Non importa, andiamo avanti. Ma Sindaco, lei che è un sindaco, che viene una mamma davanti a lei, gli dice: guardi Sindaco, siccome lei è responsabile della salute dei propri cittadini, io ho questo problema, come posso fare per essere aiutata? Io non voglio che lei mi dia di tutto e di più, io voglio solo che mia figlia frequenti la scuola normalmente, con un insegnante di sostegno adeguato, che lo prevede la Costituzione, l'abbiamo letto gli articoli. Lei per prima cosa dove chiama, Sindaco? Fammi fare, se mi permetti, un passo indietro. Vabbè, anche 2. Mi trovo pienamente d'accordo con quello che è appena stato detto, nel senso che ha veramente dell'assurdo pensare che una mamma debba rivolgersi a un tribunale per vedere riconosciute quelli che sono dei diritti che spetterebbero, nel senso che l'istruzione, a prescindere da chi ci si trova davanti, è sacrosanta. A maggior ragione poi se dobbiamo, e questa mamma si trova di fronte a dei tribunali per tra l'altro con una problematica legata appunto a questo tipo di disabilità, di problematica che ha la figlia, nel farsi riconoscere un insegnante di sostegno. Io lo trovo veramente assurdo. Non ti nascondo che casi di questo tipo non ne ho mai avuti, ma ho avuto casi simili, nel senso di persone che vengono da noi e si rivolgono perché sono disperate e provano il tutto per tutto e l'ultima carta nel venire dal sindaco a chiedere. Cosa facciamo noi? Noi ci attiviamo e cerchiamo di telefonare ovunque sia possibile per cercare di dare una risposta, perché ha veramente dell'assurdo pensare che si debba rivolgere ai tribunali per farsi garantire. Scusi Sindaco, non telefonare ovunque, non abbiamo un ufficio scolastico in provincia? Sì, ma in quel senso dicevo, hai capito? Nel senso che si alza il telefono e si chiama, perché ci troviamo veramente davanti all'assurdo. Io veramente ascoltavo prima ciò che diceva e pensare che queste persone debbano perdere comunque del loro tempo, anche energie, perché ovviamente sono energie che vengono anche perse, e magari anche economiche, per far fronte a quelle che invece non dovrebbe neanche esistere, a un problema che non dovrebbe neanche esistere, soprattutto se ci troviamo davanti a persone che hanno questo tipo di problematiche. È veramente dell'assurdo. Ma questo è il secondo problema. Il primo problema è che Elisa rimane ferma.
Lisa non impara, Lisa non frequenta la certo, scuola. È là il problema grande, non è il discorso economico che io devo dire la verità, Raffaella, non l'ho mai sentita chiedere questo, ma è il problema di Lisa che non riesce a avere le ore che dovrebbe avere a scuola, che non c'è mai l'insegnante per determinate ore. Allora c'è qualcosa che non torna, anche perché la Raffaella è andata all'ufficio scolastico del comune, ha bussato tante volte. E cos'era la risposta che davano la prima volta che sei rimasta impietrita? Che non sapevano neppure... Non sapevano neanche cos'era la lingua dei segni, non sapevano che cos'era l'università. Io sindaco sono una mamma che ha voluto sempre dare informazione e Sveglia Veneti e Rete Veneta, io le assicuro, hanno sempre portato la voce di mia figlia e la mia. Qualcuno dirà, Raffaella, scusa se ti interrompo, ma è anche giusto spiegare bene questa vicenda che ha del patetico e dell'incredibile. Non c'è il contraddittorio, lei può dire quello che vuole, ma il contraddittorio non c'è da parte dell'ufficio scolastico. Ecco, se ci fosse, cosa potrebbe dirti? Che smentire quello che stai dicendo? Ma a me rispondevano che mia figlia poteva andare a scuola e utilizzare block notice per scrivere. Dico io, se è una ragazzina di prima elementare, come può scrivere col block notice? Io vorrei ricordare che io scrivo perché qualcuno mi inizia ad insegnare la scrittura e naturalmente vado ad impararlo a scuola. Resta il fatto che ci sono delle disabilità dove la scrittura è rallentata, quindi la presa degli appunti in una lezione deve essere fatta gentilmente da un docente, visto che i docenti di sostegno, grazie a noi, vedono, come dire, un ponte, un'opportunità di lavoro. Io le posso dire che sono una mamma che ha organizzato un convegno supportato anche da Sveglia Veneti, Rete Veneta. Prima ancora di accanirmi al TAR volevo dare questo tipo di informazione e Rete Veneta, i giornalisti su questo e lo stesso ingegner Giannakopoulos mi hanno sempre sostenuto, perché io ci tenevo a dare informazione e loro hanno sempre compreso con facilità questa cosa. Lei significa, per capirla in termini proprio pratici, io il giorno prima studio insieme a Lisa, perché non mi posso permettere un docente di formato in LIS tutto il giorno a casa, perché sono molti soldi e, come posso dire, anche noi dobbiamo vivere. Non ho mai chiesto da questo punto di vista supporti, perché ritengo che anche il dovere di mamma lo debba essere. E quindi cosa significa prepararsi per una verifica? Alla mattina ti arriva il messaggio dell'operatore e dice: io sto poco bene, io non mi posso accanire contro questo operatore. Sa che cosa vuol dire? Vuol dire che mia figlia quel giorno non poteva fare la verifica come gli altri. Sa che cosa vuol dire a livello emotivo di autostima? Pari a 0. Mia figlia ha iniziato la scuola elementare così. Alcune volte sono stata obbligata a mandarla e lei veniva messa davanti alle macchinette del tè e del caffè, mentre doveva prendere questo. Lei non ha idea cosa vuol dire arrivare ad una mamma che ha fatto 3 anni di medie, e ci tenevo a dirlo, dove penso che al massimo siano arrivati 20 giorni di frequenza. Sentiamo come commenta il sindaco. Mi fa piacere avere anche un sindaco come lei, Perencin, perché intanto è giovane, intanto perché quando parli con dei sindaci, anche sindachesse, bisogna dire, o sindache come vogliamo chiamarle, sono molto aperte. Il problema è quando arrivi all'ufficio scolastico. Là è il problema grande che non si riesce a capire. Allora, primo io penso, sindaco, che sarebbe utile che la lingua dei segni fosse inserita nelle scuole, visto che studiamo l'inglese, il francese, il cinese, sarebbe una cosa utilissima anche per parlare di inclusività, perché può capitare a chiunque, non si sa mai, i bambini devono essere preparati. E poi sicuramente bisogna premere l'acceleratore, questi bambini non possono star fermi, perché se tu blocchi il cervello ha bisogno di crescere e questi hanno dei problemi che a 14 anni, se non crescono normalmente, si bloccano. Prego, sindaco, mi fa anche piacere che conosca questa cosa. Ma allora, non è facile, ti dirò la verità, commentare quello che ho appena sentito, nel senso che anch'io stesso sono veramente in difficoltà perché trovo veramente assurdo il comportamento da parte di queste istituzioni che dovrebbero invece tutelare il diritto di queste persone. Per come sono fatto io,
però ovviamente può piacere o non piacere, le cose le affronto di petto e quindi vado direttamente al problema e quindi e se mi trovassi davanti a una situazione del genere, veramente, passatemi il termine, da sindaco mi incazzerei veramente molto. Perché non è concepibile quello che ho appena sentito nei confronti della mamma, ma soprattutto della bambina, perché ritorno a quello che dicevo prima, queste persone devono far parte integrante di un gruppo, di una classe e sentirsi in tutto e per tutto trattate come tutti gli altri. Quindi veramente sono basito di quello che ho appena sentito e quindi la mamma, per quello che posso fare io, ha tutta la mia veramente solidarietà, che non se ne fa magari neanche niente, magari possiamo anche sentirci eventualmente anche dopo e io, se posso mettermi a disposizione per supportarla anche con l'ufficio scolastico regionale, lo faccio volentieri, perché potrebbe essere una situazione che tocca a qualsiasi persona, in qualsiasi comune, in qualsiasi regione. È veramente dell'assurdo che ci sia un trattamento di questo tipo, quando comunque abbiamo scoperto e sappiamo che ci sono anche delle scuole che formano persone che possono mettersi a disposizione all'interno degli istituti nella lingua dei segni. Pensate che quando c'era il periodo della pandemia avevano fatto anche a noi sindaci un piccolo corso per spiegarci la lingua dei segni e insegnarci l'alfabeto. E quindi dico, qualcuno intervenga, nel senso che l'ufficio scolastico regionale ha l'obbligo di intervenire e di prendere una posizione, perché non è concepibile che ci sia una situazione di questo tipo, perché chissà quante altre ce ne sono, solamente che non si conoscono. È perché c'è la forza e la determinazione di una madre che ha deciso di portare avanti una battaglia giusta nei confronti della figlia, ma chissà quante altre realtà nascoste, o perché non c'è la forza o perché non si vuole uscire, diciamo, da quelli che sono gli schemi dei piccoli paesi, di situazioni complesse. Quindi ma sai cosa si è sentita dire questa mamma, sindaco? L'ho sentito io, perciò lo posso dire. Ma cosa vuole questa mamma? Ma vuole essere il numero uno? Ma vuole visibilità? Ma cosa vuole più di quello che riusciamo a dare? Io ho sentito queste frasi, sindaco, da persone che dovrebbero vergognarsi perché sono dei dirigenti, io li ho sentiti. Anche sullo sport, stessa cosa. Ma cosa vuole questa mamma? Ma dove vuole che mettiamo sua figlia? Capisce che è giusto parlarne di questi. La ringrazio, sindaco, per aver detto anche noi abbiamo fatto dei corsi per la lingua dei segni, perché dove si vuole si fa. Ha capito come funziona, sindaco? Dove si vuole, si fa, si trova. Dove invece pensi che non sia una cosa che ti riguarda, come fosse una cosa che riguarda, non so, un sindaco, un assessore regionale, un presidente regionale. No, è una cosa che riguarda tutti quanti, perché, come ha detto lei, i problemi possono capitare a chiunque, dovunque. Anche una coppia che sta per sposarsi, magari adotta, che lei non lo sapeva, è arrivata Lisa, ma non l'ha mandata indietro, se l'è tenuta e l'ha cresciuta assieme agli altri. Vogliamo capire che bisogna veramente cambiare registro? Abbiamo una telefonata. Livio, ciao Livio. Ciao Mirella, un saluto alla mamma e al sindaco. Dunque, io faccio una considerazione semplice. Vuol dire che se succedono ancora queste cose, questi orrori, non abbiamo ancora toccato il fondo. Non abbiamo ancora toccato il fondo, perché da decenni che ci sono queste discriminazioni, queste umiliazioni, soprattutto per i genitori che devono lottare per un minimo diritto dei figli. Io mi metto nei panni della signora e per lei deve essere, oltre che deve essere molto forte. Perciò è una battaglia anche che comporta molte umiliazioni, oltre a privazioni e altre difficoltà. Perciò è una cosa orribile. Non abbiamo ancora toccato il fondo, perché se succedono ancora queste cose, questo qui è il risultato.
Vi saluto. Grazie Livio per questa testimonianza, questo anche supporto che anche tu stai dando come il sindaco Perenci a mamma Raffaella Buziol, perché ne ha molto bisogno, ve lo posso assicurare, perché non è finita la guerra nonostante le sentenze che poi sentiremo nel servizio, ma il percorso è molto lungo. Vi ripeto che siamo a fine luglio e lei deve ancora sapere quante ore avrà sua figlia, quando inizierà la scuola, con chi. Se questa è una cosa normale per qualcuno, io penso che qualcuno dovrebbe vergognarsi. Andiamo in pubblicità. Il TAR per la seconda volta ci ha dato ragione. Ora nelle scuole è obbligatorio includere la lingua dei segni. Per la seconda volta il TAR del Veneto dà ragione alla famiglia di una quindicenne di nome Lisa che soffre di disprassia, una forma di mutismo, e invita Ministero dell'Istruzione e Scuola Media di fornire alla studentessa un interprete della lingua dei segni per tutte le lezioni in classe. I giudici del Tribunale amministrativo, visto che ad oggi era stato fatto poco o nulla nelle scuole che Lisa ha frequentato, prima a Paese e poi a Treviso, hanno di fatto con una seconda sentenza commissariato il Ministero e l'Ufficio Scolastico Regionale, nominando un funzionario per assicurarsi che la loro volontà venga eseguita, Obbligando la scuola a portare alla realtà, al concreto, la famosa sentenza di settembre 2022 dove si diceva che ci doveva essere sempre l'esperto LIS per garantire l'apprendimento, per garantire l'essere a scuola come tutti gli altri, anche per mia figlia e per chi come mia figlia usa la lingua dei segni. È una vittoria senza precedenti per Lisa e per tutti i bambini che soffrono della stessa patologia. Per la sua disabilità, prima sua figlia aveva un insegnante di sostegno che però non conosceva il linguaggio dei segni. Esattamente, da quando Lisa ha iniziato la prima elementare ha sempre avuto docenti di sostegno che non erano formati in lingua dei segni, non la sapevano. Dopo 10 anni, lacrime e sofferenza, 2 sentenze del TAR e 2 scuole medie che hanno rispettato solo in parte le sentenze, ora i ragazzi colpiti come Lisa da questa forma di mutismo, classificati come disabili DSA con disturbi specifici dell'apprendimento, potranno avere al loro fianco degli insegnanti di sostegno che sono anche formati alla lingua dei segni. Tra l'altro questi docenti ci sarebbero già formati. Per assurdo ci sono all'Università Ca' Foscari, basterebbe la volontà di contattare l'Università Ca' Foscari, di creare sinergia Ministero dell'Istruzione e Università. Dall'anno prossimo Lisa andrà alle scuole superiori, ci si augura che anche lei possa seguire le lezioni felice come tutti gli altri. Grazie alla forza nostra possiamo aiutare tante persone. Allora, come avete visto, si vedeva anche Villa Margherita con Alessandro Cestaro, è l'insegnante della scuola del fumetto di Treviso, che sta usando anche lui la lingua dei segni, perciò pensate anche a questi ragazzini che partecipano a questa scuola del fumetto, ecco quanto imparano, quante esperienze nuove. Cosa ne pensa, Sindaco? Dovremmo farlo un po' dappertutto con questa scuola del fumetto e la lingua dei segni? Sì, sono d'accordo, anche perché si porta a conoscenza di quella che è un'altra realtà anche le giovani generazioni, quindi è sicuramente un'iniziativa lodevole, molto importante, soprattutto per far entrare anche le nuove generazioni qualcosa di diverso, ma soprattutto fargli capire che c'è anche un'altra realtà e un altro mondo che non è sempre quello che siamo abituati a conoscere. Allora Sindaco, io adesso vorrei parlare anche della situazione che purtroppo sentiamo in questi periodi molto terribili, a parte i femminicidi che ormai abbiamo dei numeri pazzeschi, queste baby gang, questi bulli, forse grazie anche a queste nuove attività che si stanno formando, ecco, con preparatori anche giovani, perciò che parlano la stessa lingua, perché non è facile parlare con i giovani, ricordate, loro si sono chiusi perché noi non riusciamo a dialogare con loro, non c'è niente da fare e fanno bene perché non si fidano più. Ecco, lei come vedrebbe per migliorare la situazione? Lei a Fara di Soligo, anche lei furti, ladri anche in casa sua, poi vedremo anche il servizio, ma sono questi giovanissimi che preoccupano, ecco, questi giovanissimi che girano coi coltelli, ecco, questa droga che gira incredibilmente in maniera spaventosa, queste bevande alcoliche. Cosa ci dice, Sindaco?
Ma allora, non era da nascondere il fatto che c'è sicuramente una realtà legata alle problematiche in ambito giovanile, soprattutto nella fase dell'adolescenza, e quindi sappiamo che ci sono purtroppo, e stiamo anche cercando di attuare, soprattutto dall'inizio, quindi anche quando sono più giovani, delle politiche per cercare di farli capire e cercare di tenerli sulla retta via. Noi abbiamo portato con delle lezioni all'interno delle scuole e anche con i centri estivi che si stanno svolgendo nel comune in questo periodo, la polizia locale, che ha raccontato quelli che sono i fenomeni di bullismo e anche di cyberbullismo, perché solo spiegando ai giovani come si può intervenire e cosa comporta poi se succede qualcosa, forse aprono un po' di più gli occhi. E il problema c'è ed esiste, probabilmente lo abbiamo più nelle grosse città rispetto magari alle piccole realtà dove c'è ancora un ambiente e un tessuto sociale che riesce ancora a gestire fenomeni di questo tipo e a tamponare situazioni magari di degrado o di difficoltà. Non nascondo che siamo sicuramente molto preoccupati per quello che sta succedendo, nel senso che i giovani, soprattutto adesso nel periodo estivo, magari mentre qualche anno fa si andava a lavorare in fabbrica a prendersi 2 soldi nel periodo estivo, adesso invece magari si va a bighellonare in giro per le strade e non si dà niente di fatto anche alla società o non ci si impegna neanche nel volontariato. Sindaco, la interrompo un secondo perché abbiamo un'altra telefonata, abbiamo Leone da Tre Baselle. Ciao Leone, ben arrivato. Ciao Mirella, grazie, saluto i tuoi ospiti. Allora, io ho vissuto in Inghilterra nei primi anni 60 e i bambini inglesi sapevano la lingua dei segni. Perché mi ricordo che il direttore del posto dove lavoravo aveva dei bambini e li portava a lavorare di sabato. E così scherzando giocavano loro e parlavano con la lingua dei segni per non farsi capire da noi. Perciò ha anche un vantaggio saper parlare la lingua dei segni. Poi un'altra cosa, in Italia non si insegna solo la lingua dei segni, non si insegna neanche l'inglese, perché questi studenti che escono dalle superiori non sanno parlare l'inglese, cioè veramente non sanno scriverlo, che è buonissimo, eccezionale, però parlarlo, un disastro, cioè gli accenti sono tutti fuori, parole dette, proprio è incredibile, perciò l'inglese non viene insegnato bene a scuola. Ciao Mirella, grazie. Veramente Antonio Balasso è scritto, uno scrittore che neppure sanno l'italiano, compresi, così dice Balasso, compresi certi insegnanti che non riescono neppure a parlare l'italiano, e anche giornalisti, dice. Mette dentro un po' tutti, impariamo bene l'italiano e poi possiamo forse fare qualcos'altro, così scriveva Balasso. Ma mamma Raffaella, come commenti queste telefonate, quello che ha detto il sindaco e quello che ho detto anch'io? Allora, il sindaco, mi piacerebbe dire una cosa, insomma. Mia figlia ha una disprassia, significa una difficoltà di coordinazione motoria. Questo tipo di difficoltà che a lei ha preso in particolare la bocca può presentare caratteristiche molto simili quando un ragazzo purtroppo sceglie la via, diciamo, della droga o dell'alcol. Mia figlia non lo è perché, voglio dire, non lo aveva scelto mentre stava nascendo, però questi possono essere i rischi. Credo che la lingua dei segni possa aiutare molto, perché a me è capitato personalmente di confrontarmi con dei ragazzi, per esempio con quelli del fumetto, che poi quando vado a prendere Lisa c'è magari il saluto da parte della mamma, la curiosità del ragazzo, e vedo in loro una difficoltà da normodotati, dove Lisa, per assurdo, per dire, non so, la L, non sanno come muovere le mani, eppure sono ragazzi che stanno bene. Le faccio un altro esempio pratico. La lingua dei segni potrebbe allora essere uno strumento per questi ragazzi che non pensano magari in un momento, insomma, di adolescenza. Io sono mamma di 3 figli, di cui uno in adolescenza piena, quindi ho ben chiaro cosa stava dicendo il sindaco, e mi piacerebbe che la lingua dei segni diventasse uno strumento.
Le faccio un altro esempio, grazie a Mirella, che per me e per Lisa è la dea nostra, no? del coraggio che noi dobbiamo sempre avere, ci ha fatto conoscere il coro Anton. Il coro Anton è formato da dei volontari, dei genitori, in particolare c'è il presidente del coro che è papà di un ragazzo che ha la distrofia muscolare di Duchenne. Che abbiamo anche avuto ospite. Esatto, grazie a Mirella io sono venuta a conoscenza di questo coro. Io ho conosciuto loro hanno conosciuto me e Lisa. E quando loro cantano noi siamo felici di portare il nostro piccolo contributo, nel senso andare lì, cantare per la lingua dei segni. E quindi diventa un modo per confrontarsi nella disabilità, però far capire al ragazzo anche sano, se noi li mettiamo in un gruppo, li facciamo mettere qualsiasi canzone, la si fa in lingua dei segni, io gli assicuro che iniziano a pensare meno a tante altre cose. A volte è un'idea, lo dico perché come mamma ho una ragazza che ha quasi 17 anni e ho ben chiaro cosa vuol dire quello che dice il sindaco e da mamma a volte ho sempre molta preoccupazione, però mi diventa molto utile, grazie a Lisa, la lingua dei segni, per far capire questo. Ti interrompo perché abbiamo il nostro Antonio da Padova. Vai Antonio! Pronto, buongiorno Mirella, buongiorno anche agli ospiti. Io Mirella vorrei soffermarmi un attimo sul discorso della commemorazione per quanto riguarda che 31 anni fa ci lasciava Borsellino. Sì. E ho visto anche, diciamo, le varie manifestazioni contro la mafia, contro qui che non si deve abbassare la guardia, che non ci devono essere dei punti grigi. Ma io domando, perché sono stati uccisi Falcone e Borsellino? Erano due magistrati che stavano andando troppo avanti con le indagini. Per cui, vi dico la verità, aver usato tanti quintali di tritolo per far saltare un'autostrada, cioè io dico che sotto non c'è solo un boss, c'è qualcosa di grosso, Mirella, anche perché potevano anche indagare da dove venivano fuori questi quintali di tritolo, cioè si poteva indagare forse, anche perché comunque la mafia è stata come si può dire, eliminata o comunque vinta. No, perché comunque la mafia ha interrotto la vita di due personaggi che per l'Italia davano tanto. Quindi cosa cambia? Cambia che ogni anno c'è quella falsa, diciamo, delle commemorazioni di questi morti, ma in effetti sono morti per qualcosa. Perché cosa sono morti? Che siamo ancora dietro a parlare di queste cose qua e comunque, diciamoci la verità, Falcone e Borsellino non li abbiamo più. Buongiorno e grazie. Grazie, grazie. Si dice che, almeno così si vocifera, che hanno tenuto lontana la Premier Meloni per paura di un attentato, per un problema di sicurezza. Il tritolo si sa benissimo, Antonio, da dove proveniva, da una nave affondata a Napoli. Sanno benissimo tutto, le carte sono molto chiare. Quello che è meno chiaro è che noi non riusciamo mai a sapere qual è la vera verità. Questa agenda rossa sparita, con dei documenti all'interno molto importanti, chissà dove qualcuno ce l'ha sicuramente questa agenda, però noi siamo sempre all'oscuro, ci dicono quello che vogliono e noi sentiamo quello che sentiamo. Sindaco, come commenta, prego? Ma, volevo intervenire su quello che diceva la signora prima, portando, e sono d'accordo quando ha portato l'esempio di questi giovani che guardano con una sorta anche di interesse quello che avviene, diciamo, nel saluto, nel momento in cui la figlia finisce il laboratorio. Noi abbiamo qui a Fara di Soligo una, io dico bellissima realtà, perché sono molto attaccato, ne vado molto fiero, li conosco tutti uno per uno, di ragazzi del CEOD qui di Soligo, con anche una comunità alloggio, un centro diurno, e quindi io vado spesso a trovarli, anche perché è giusto conoscere quelle che sono le problematiche, quelle che sono le realtà,
ed è giusto che loro vedano che anche le istituzioni sono loro vicine. E devo dire che fanno bellissime attività e abbiamo iniziato delle belle collaborazioni anche con la scuola dell'infanzia. Cosa significa? Significa che settimanalmente alcuni di loro vanno a prestare servizio all'interno della scuola dell'infanzia e quindi a contatto con i bambini, e le insegnanti e i bambini alcuni giorni vanno loro nella struttura a trovarli e a fare attività di laboratorio. Questo perché? Questo per interagire intanto e far capire anche alle giovani generazioni quelle che sono le realtà che abbiamo in paese e quelle che sono anche realtà diverse rispetto a quelle che sono abituati a vedere, e poi perché cerchiamo di farli sentire parte attiva di una comunità. Se tu pensi che noi come comune abbiamo istituito l'aiuto nonno vigile, non è che ne avessimo bisogno. E chi è l'aiuto nonno vigile? L'aiuto nonno vigile sono questi ragazzi che con la casacca che noi gli diamo ogni mattina, e hanno orario prestabilito ovviamente di entrata e uscita dalle scuole, prestano il servizio davanti alle scuole in supporto al nonno vigile. Questo per renderli parte attiva e partecipi della comunità. Pagati con 2 lire, diciamo anche sindaco, pagati con 2 lire, poveretti. Ma noi contribuiamo con il gruppo lì che sostiene e che lavora all'interno del CEUD, quindi io non sono uno di quelli che gli fa fare le attività a titolo gratuito, perché non è giusto. E quindi però quello che volevo dire è che dobbiamo interagire e se siamo veramente una comunità, la comunità si vede sotto queste cose, sotto l'attività e il coinvolgimento di queste persone, perché guardate che, credetemi, che l'umanità e quello che mi fanno provare e sentire ogni volta che vado a trovarli è incredibile davvero. Hanno degli orti bellissimi. Io stesso nel corso di orticoltura che noi facciamo ogni anno come comune, la tappa fissa è presso il loro orto, perché per loro è una giornata di festa e perché li fai sentire partecipi di una comunità che è attenta a quelle che sono le loro esigenze. Poi ovviamente ci sono sempre le mille difficoltà, perché non vi nascondo che ci sono le mille difficoltà anche nei rapporti con le varie istituzioni superiori, però si cerca di collaborare e di avere un'unica voce, perché sono delle realtà del territorio che se non ci fossero sarebbe veramente un grosso problema, perché è un sollievo che viene dato alle famiglie, è un aiuto che viene dato alle nostre comunità. Sindaco, per quanto riguarda l'accoglienza diffusa, lei da che parte sta? Ma io sto dalla parte che, posso essere sincero, mi sono rotto le scatole che si carichino sempre i problemi sui sindaci, perché non è possibile che quando c'è un qualsiasi tipo di problema è sempre una responsabilità e tanto scarichiamo sui sindaci. È ora di dire basta. Questa cosa deve essere affrontata a livello nazionale una volta per tutte. L'Unione Europea deve intervenire e che sia il governo italiano che mette la parola fine a quella che è questa situazione. Non si può pensare di continuare a scaricare nei confronti dei sindaci responsabilità o situazioni che anche noi stessi non siamo in grado di gestire, perché purtroppo in Italia vige sempre la regola dello scaricabarile: vai avanti tu che a me viene da ridere, è ora di finirla. E io mi sono stufato, per cui accoglienza o non accoglienza, noi siamo un paese assolutamente accogliente. Io accolgo tutti, voglio bene a tutti, purché lavorino e non rompano le balle in paese, però è ora di finirla, che ad ogni stagione e in ogni periodo dell'anno esca la questione del tema dell'immigrazione e dove li mettiamo e dove non li mettiamo. Vogliamo affrontare a livello governativo europeo una volta per tutti questo problema e mettere la parola fine? Perché io come sindaco mi sono letteralmente rotto le scatole, perché per qualsiasi cosa, per qualsiasi problema è sempre una responsabilità e uno scaricabarile alle amministrazioni comunali, che sono già piene fino all'inverosimile. Affrontiamo già 1000 problemi, ci manca solo questo. Siamo usciti dalla pandemia, siamo entrati in una crisi energetica e in una guerra e non sappiamo più come venire fuori già noi con i nostri bilanci. Figurati te se adesso ci caricano anche questo, allora diteci cosa dobbiamo fare ancora di più. Scusami lo sfogo, ma sono veramente l'ho invitata apposta, sindaco, arrabbiato. per sentire i vostri sfoghi. Allora andiamo a sentire anche cosa dice la Confesercenti No Maxi Hub. Andiamo a Padova.
L'accoglienza dei migranti è un tema che in questo periodo non coinvolge solo la politica, ma anche le categorie economiche che si interrogano sui modelli di gestione degli arrivi dei profughi nella nostra regione. Confesercenti Veneto chiede a gran voce che venga esclusa l'ipotesi dei maxi hub. Di hub, di aree di concentramento abbiamo già avuto un'esperienza qui nel Veneto, basta ricordare Bagnoli. Credo che non sia quella la soluzione. Non è neanche, per carità, un'accoglienza diffusa. Il vero nodo sarebbe un intervento dell'Europa serio, perché l'Italia oggettivamente è lasciata un po' da sola a gestire un flusso crescente e che sta diventando sempre più pericoloso. L'Italia si trova a gestire costanti flussi migratori di dimensioni che vanno via via ingrandendosi, continua Rossi, che accusa una mancata coesione a livello europeo. La gestione dovrebbe prevedere anche una selezione, cioè non possiamo accogliere tutti, non siamo in grado di farlo innanzitutto. Abbiamo bisogno di professionalità, indubbiamente, per cui potrebbe essere anche un aiuto. Abbiamo bisogno nel campo della ristorazione, abbiamo bisogno nelle nostre industrie, ne hanno bisogno i nostri artigiani, però non può essere casuale, non può essere stocastica la cosa, cioè o ci lavoriamo aiutati dall'Europa, perché in questo modo succede quello che vediamo e non va bene. I migranti potrebbero essere impiegati come manodopera vista la carenza fisiologica della nostra regione, ma i flussi, anche con l'accoglienza diffusa, vanno comunque gestiti. L'accoglienza diffusa deve essere normativata in un modo serio, cioè che consenta anche l'utilizzo dei soggetti degli immigrati, che consenta l'arrivo di determinate immigrati con delle caratteristiche che possono essere poi usate dal mondo del lavoro. La manodopera che non si riesce a trovare sul mercato nazionale, per cui si potrebbe attingere a questo mercato, cioè si potrebbe in questo modo collocare anche delle persone, integrarle, però tutto va fatto con un sistema, con una previsionalità e non con una casualità, in un contesto organico europeo. Allora, se invece la politica del dire ci fosse stata la politica del fare come ha fatto la Germania, abbiamo sentito anche ieri i numeri che ha dato un ospite molto importante che avevo in trasmissione, i numeri su numeri, ecco, forse noi avremmo fatto un passo avanti. Il problema è che, come dice giustamente il Presidente della Confesercenti, qui si parla e non si fa, però le figure, veramente la Coldiretti l'ha detto, gli industriali l'hanno detto, noi abbiamo bisogno, se l'Italia vuole continuare a pagare anche le pensioni future e a trovare lavoro, la forza lavoro che noi non abbiamo. Sindaco, prego. Pienamente d'accordo sul fatto che ci sia un'esigenza a livello lavorativo e che nei nostri campi si parli ormai non più la lingua italiana ma altri tipi di lingue, o nelle nostre aziende ci sia bisogno di manodopera di questo tipo. Ma un conto è avere della gente che arriva per lavorare, un conto è parcheggiare della gente e lasciarli lì non si sa a fare cosa. Quindi dobbiamo anche andare a dividere le cose, perché voglio dire, se queste persone potessero essere messe a disposizione anche per lavorare, voglio dire, perché no? Però un conto è parcheggiarli e lasciarli lì in attesa di non si sa quale motivo e non si sa di fare cosa. E pagati, non loro, ma pagate queste cooperative per tenerli là. Questo è il grande problema. Qualcuno si arricchisce e qualcuno diventa sempre più povero. Qui funziona così. Allora, Raffaella, ormai siamo in chiusura. Ecco, la scuola non funziona, l'abbiamo sentito, non c'è niente da fare in parte, ma in parte ha bisogno di forti supporti, soprattutto per le fragilità. E soprattutto, ecco, queste famiglie che devono essere aiutate su queste battaglie molto importanti che tu stai facendo non solo per la tua famiglia, per Lisa, ma per tutte le famiglie e i ragazzi. Cosa vuoi dire, che appello vuoi fare, Raffaella? Vorrei fare un appello a tutti i sindaci e a tutti gli uffici dell'aspetto sanitario, sociale, a tutto il territorio, a tutti gli uffici anche in regione se possibile, perché della lingua dei segni non c'è una struttura che possa essere una risposta. Mi spiego, se a me capitasse qualcosa, mia figlia, nonostante una disabilità che possa portarla in qualche modo all'autonomia, avrebbe e correrebbe il rischio di entrare in una struttura.
Allora, lei è adottata, l'ho tolta da una struttura, non era l'Italia, era la Russia, ma il mio obiettivo era dargli una vita e dargli una famiglia. Non è possibile che io alla mattina di ogni giorno non possa sapere se mia figlia va a scuola. Non è possibile che io ad oggi vedo buio su un inserimento lavorativo. Non è possibile che non ci sia una possibilità neanche di autonomia. Pertanto adesso io ho l'idea di rimettermi in gioco, ripensare a un nuovo progetto, perché lei aveva accennato al corso di sensibilizzazione che aveva fatto durante la pandemia. È un corso che io avevo chiesto, di cui il progetto l'ho scritto io, in seguito alla vita di mia figlia, e io veramente mi sento onorata che lei abbia potuto partecipare e lo abbia detto, portando comunque un'informazione di sorriso, e su questo la ringrazio perché ha dedicato del tempo. Abbiamo Sandra da Mogliano, prego Sandra, veloce, sono in chiusura. Infatti, buongiorno Buongiorno, Mirella, ciao Raffaella, sono Sandra. Allora, io sono del Coranton e volevo dire che, buongiorno, allora sono Sandra, ciao Raffaella, sono del Coranton. Allora, io volevo dire che Lisa e Raffaella sono un arricchimento per il coro, è un'emozione ogni volta che loro sono con noi, è un'espressione in più per ognuno di noi. Ci sono poi dei segni nella LIS che, a differenza delle parole, hanno la capacità di esprimere quello che nasce dall'anima. Le parole sono a volte fredde, la LIS coinvolge il corpo. Quindi grazie Raffaella e grazie Mirella. E Raffaella, forza. Dai un grosso abbraccio a Lisa. Ciao. Cara Sandra, grazie a te che hai chiamato anche per supporto, è molto importante per Raffaella in questo momento, ha veramente bisogno di essere supportata. Allora andiamo a vedere invece l'ultimo servizio fotovoltaico, comune di Farra, protesta del sindaco Perencin, e dopo ci dirà anche cosa è successo ieri, perché qua è successo il finimondo. Allora guardiamo il servizio e poi sentiamo il sindaco Perencin. Sono molto arrabbiato perché le sorprese qui non finiscono mai, ci vengono chiesti indietro dei soldi chiamati appunto, diciamo così, extra profitti. Ad aver fatto infuriare il sindaco di Farra di Soligo Perencin è una fattura di oltre 32.290 euro giunta in municipio per gli extra profitti derivanti dalla gestione di un impianto fotovoltaico di proprietà proprio del comune. Questo è quanto previsto nel decreto Sostegni Ter. I comuni, dalla vendita delle energie rinnovabili, e quindi chi ha anche un impianto fotovoltaico che vende la parte eccedente di corrente e quindi incamera dei soldi che poi reinveste, in questo caso i comuni, nel territorio, ebbene quelli in più lo Stato ce lo chiede indietro. Così facendo, continua il primo cittadino, si mettono sullo stesso piano gli extra profitti dei privati con quelli degli enti pubblici. Non possiamo equiparare il privato al pubblico, perché il pubblico reinveste quei soldi in servizi ai cittadini, in opere pubbliche. Noi sindaci siamo alle prese con bollette di luce e gas sempre più alte. Per pagarle siamo costretti ad utilizzare i soldi dell'avanzo di amministrazione destinato ad altre attività. Da un lato lo Stato ci dà incentivi per far fronte a questi rincari e dall'altro ci chiede indietro i soldi incamerati dalla vendita di energia da fonti rinnovabili e che reinvestiamo nella macchina comunale, spiega Perencin. Sono soldi che io comunque avevo già destinato a bilancio per intervenire su opere pubbliche, sui servizi sociali o su altre attività inerenti all'attività amministrativa. Adesso mi vedo costretto a dover ritornare in consiglio comunale per restituire quei soldi che lo Stato mi chiede indietro. Il comune di Farra si trova così costretto ad una variazione di bilancio da 166.500 euro e a lasciare chiuse in un cassetto le opere in programma. Il sindaco Perencin ha inviato una lettera al presidente di ANCI Veneto Conto e a quello nazionale De Caro perché intervengano nei confronti del governo per modificare la norma. Intanto nel municipio di Farra è già arrivato il sollecito di pagamento. Io non ho nessuna intenzione per ora di pagarla, proprio perché voglio capire cosa succede, e mi auguro che il governo prenda in seria considerazione quello che è il grido d'allarme non del sindaco di Farra di Soligo Mattia Perencin, ma di tutti i comuni che hanno segnalato questa problematica, perché rischia veramente di mandare in default molti municipi. Guardi sindaco, se ci dice se c'è qualcosa che funziona in questo paese io le sarei veramente grata, perché a parte il mondo dell'associazionismo e della solidarietà, se mi dice cosa funziona. Prego sindaco, e cosa è successo ieri intanto a Farra di Soligo? Tutto a posto o grandi danni?
Allora, incrociamo le dita perché ieri il tempo ci ha graziato, ha girato qui intorno, però per fortuna Farra di Soligo non è stata colpita. È andata peggio purtroppo e quindi mi spiace molto a molti comuni qui della zona con una grossa grandinata che ha messo veramente in difficoltà. Anche qui a San Biagio, sindaco, purtroppo. Ha messo veramente in difficoltà molte aziende, molte attività, ma anche privati, perché le macchine le hanno distrutte per bene, quindi credo ci sarà la conta dei danni in questi giorni, ma la situazione è sicuramente difficile perché purtroppo fortunari di questo tipo ormai sono all'ordine del giorno e ogni volta che il cielo diventa tutto nero c'è la paura veramente di cosa possa succedere. E per quanto riguarda quello che veramente lei vorrebbe, che finalmente abbiamo sentito questo fotovoltaico, questi soldi prima li danno, poi li devi restituire, ma che caos, ma quale caos c'è più? Sono passati ormai 8 mesi da quella polemica che avevo fatto e poi era stata anche ripresa a livello nazionale e sono stati molti poi i sindaci che sono usciti allo scoperto dicendomi ma anch'io ho questo problema. Bene, sono passati 8 mesi, non ho avuto risposta da quelli che sono gli enti superiori e quindi quelli che dovrebbero rappresentare i comuni, nonostante io abbia scritto più volte, e la fattura non l'ho ancora pagata. Fatto bene, sindaco, ha il nostro supporto. È una questione di principio e di rispetto, per cui io voglio che qualcuno mi dia una risposta e poi quando verranno a chiedermeli, allora probabilmente in quel momento lì verificherò e glieli darò, perché ce li ho iscritti a bilancio, però la trovo assurdo come i comuni vengano veramente presi per i fondelli, perché con una mano ti do e con l'altra ti tolgo. Tra l'altro soldi che vengono investiti dagli enti pubblici per sociale, opere pubbliche, attività di questo tipo, e tu glieli togli dicendoci che i comuni ci guadagnano. Ma come ci guadagnano? Sindaco, come saluta mamma Raffaella? Vediamo come la saluta, dai. Io gli do un grande abbraccio e gli dico di non mollare perché anch'io sono un combattente come lei e mi piacerebbe anche incontrarla, magari spero ci sia anche l'occasione, perché sono sempre aperto a nuove realtà e soprattutto penso che davanti anche alle difficoltà ci siano anche dei momenti in cui si possa trarne qualche beneficio, nel senso anche arricchimento personale. Questa cosa della lingua dei segni mi piace molto, soprattutto per quello che può dare anche ai nostri giovani e quindi mi auguro insomma di poterla incontrare per vedere magari se riusciamo anche ad organizzare qualcosa anche per sensibilizzare le giovani generazioni a quello che è un mondo che di fatto esiste, che c'è ma che magari non viene visto o viene sentito. Grazie a Mattia Perencin, sindaco di Farra di Soligo, primo mandato civica centrodestra. Grazie a Raffaella Bugiol, mamma di Lisa, lingua italiana dei segni che sta portando avanti. Grazie, pubblicità. Questa giornata di fine corso che ci fa sentire tutti una grande squadra. Far sì che ogni persona possa dare il meglio di se stesso. Per fare quasi tutte le belle operazioni c'è bisogno di un lavoro di squadra, di team. Si tratta di mettere insieme una soluzione a questi problemi attraverso il lavoro di gruppo. Vedrete che avrete una autostrada davanti perché le aziende hanno bisogno di gente capace.
Abbiamo collegata da Schio Kay Cortiana, studentessa ITIS Academy Meccatronico Veneto, sede di Schio, corso tecnico superiore per l'innovazione di processi e prodotti meccanici. Stessa cosa per Alberto Cocca, che è qua invece in presenza, anche lui tecnico superiore ITIS Academy Meccatronico Veneto, istituto tecnico superiore. Allora, intanto per far capire che questi ragazzi ci sono bravi, sono attenti e hanno anche le idee chiare, anche su una professione che magari qualcuno di noi ha sentito un accenno a parlare ma non sa alla fine cos'è, perché nessuno ci dice mai niente. Io li ho invitati tipo per fare i complimenti e dopo per capire cos'è questa nuova formazione. Partirei proprio da Kay Cortiana, grazie di essere qui. Cosa ci racconta dopo aver visto questo video? Intanto vi ringrazio veramente perché è molto importante sentirvi e ascoltarvi. Prego. Buongiorno, sono Cortiana Kay, ho 21 anni e ho appena terminato il primo anno di ITS Academy Meccatronico Veneto con sede a Schio, indirizzo innovazione di processi e prodotti meccanici. E la passione per la meccanica ce l'ho sempre avuta fin da piccola e non mi ha fatto paura il fatto di essere in una classe alle superiori prettamente maschile e attualmente che sono l'unica ragazza in classe, anzi mi trovo molto bene. Senti Kay, mi fa molto piacere che hai detto questa frase, non mi ha fatto ma proprio zero paura in una classe di prevalentemente maschile, ma così dovrebbe essere, perché stiamo parlando di persone, stiamo parlando nel 2023 di ragazzi che stanno cercando di far capire che loro sono riusciti a cambiare registro. A me interessa la meccanica, chi se ne frega, se sono anche una donna, una ragazza, la faccio e punto. Abbiamo la nostra Cristiana Cristoforetti che è andata sulla Luna, perciò pensate a che livelli arriviamo, se ci lasciano, ok, io dico se ci lasciano respirare, perché per noi, ecco, persone al femminile, la scala è sempre molto più alta e diversa da quelle maschili. Cosa vuoi dire in merito a quello che ha detto Kay Alberto Cocca? Tu la passione della meccanica da quando? Piacere Alberto, sì, la meccanica, le automazioni a me soprattutto più che la meccanica da sin da piccolo mi è sempre piaciuto, i processi automatici, le grandi industrie che funzionano in automatico senza l'utilizzo di operatori umani. Io mi sono trovato molto bene nella nostra classe, anche noi ci è mancato una presenza femminile in classe, eravamo tutti uomini, 25 ragazzi. Ha mancato, ecco, che bella sta roba, ok? Hai sentito? Prego. Cioè, certe volte è necessario comunque, anche trovo che ci sia nel senso un misto da anche delle visioni diverse. Credo che uomini e donne abbiano visioni della vita e dello stesso problema che si trovano durante in classi diverse, che danno soluzioni anche che certe volte sì. La squadra deve essere composta da varie, sia al femminile che al maschile. Ti ringrazio di aver detto questo perché io sono convinta che voi avete le idee molto più chiare di quelle che fanno vedere. Senti Alberto, un'altra cosa che ti chiedo, ma sì la passione, ma in famiglia avevi qualcuno, cioè c'è un qualcosa che ti ha anche aiutato in questo, la famiglia? No, allora dal punto di vista della meccanica, della meccatronica, nessuno in famiglia ha questa passione. Sì, è un po', mio padre ha fatto l'istituto tecnico, ho scelto anch'io di fare l'istituto tecnico in altra... Però tuo padre ha fatto l'istituto tecnico? Ha fatto l'istituto tecnico, sì, l'istituto tecnico di enologia e un po' dalla sua esperienza, sempre come modello naturalmente, lui aveva fatto un bel percorso, allora avevo deciso anch'io di andare all'istituto tecnico, mi piaceva più le automazioni come dicevo e quindi ho scelto l'istituto tecnico al Planck di Villorba come indirizzo automazioni. E da lì dopo mi ha all'avanguardia, lo diciamo anche come insegnanti, giovani che insegnano, è bellissima questa cosa. Senti Alberto, quanto è importante avere dei genitori che ti supportano nelle scelte, che ti lasciano libero di decidere, di fare, di la verità. Questo è indubbiamente un punto nel senso fondamentale. Ti danno sicuramente, a me ha fatto piacere anche che ti diano comunque dei consigli continuamente, ma guarda secondo me lo stai facendo, ma comunque ti lasciano liberi di scegliere. Io ho fatto 2 anni di università dove non è stato un errore, è stato un percorso che dopo ho cambiato, che dopo sono passato all'ITS
comunque ho avuto sempre la libertà di dire sì, l'università va bene, sono stato aiutato a fare l'università, poi dopo quando ho scelto di cambiare e passare l'ITS sono stato aiutato in questo punto di vista. Non ti hanno messo palletto, No, dire no. continua, cosa ti pensi di fare? No. Mi hanno detto sei sicuro, sei la scelta corretta per te, pensaci bene, queste cose che non sono dei paletti, sono dei pensaci bene. Una cosa, non li ho sentiti come paletti. Bellissima questa cosa. E tu Kay cosa ci racconti? Con la famiglia, il supporto, stessa domanda anche per te. Sì, anch'io sono sempre stata supportata, poi comunque anche la mia famiglia è molto appassionata. Ho il papà che fa il meccanico, mia sorella che sta facendo il CFP Saugo indirizzo meccanico d'auto. E quindi insomma siamo sempre stati appassionati, abbiamo sempre parlato in casa della meccanica, meccatronica, un po' di tutto. E poi attualmente corro anche nei rally come navigatrice, quindi insomma ormai mi amo abituata alla ai nostri nonni, alle nostre nonne, diversamente giovani come li chiamo io, anche non solo, cos'è la figura del meccatronico? Perché qua si parla ma nessuno spiega, cioè non è che lo devono sapere solo gli addetti ai lavori, anche perché ti dirò la verità, lo dicevo prima anche a Alberto Cocca, che ho avuto un ospite, un ragazzo che studiava meccanica, lui si è presentato in una fabbrica perché cercavano queste figure e la domanda è stata ma il patentino del meccatronico? E io ho guardato e ho detto e chi sa sta roba? A me non hanno mai detto niente, cioè è partita un po' in sordina o sbaglio, ok? Sì, cioè nel senso la figura del meccatronico non è da tantissimo che qui se ne parla, insomma, dal meccanico normale diciamo che il meccanico si occupa di più della parte fisica, della parte vera, del motore, della macchina, colui che si sporca le mani, diciamo, mentre il meccatronico si occupa di più della parte teorica e è un insieme di meccanica, elettronica e informatica, perché per certi programmi comunque serve il linguaggio C, quindi informatica. Allora Alberto, è vero questo, però è vero che ci vuole anche un patentino, cioè tu devi frequentare un'azienda che ti dà la possibilità di diventare questa figura, ma perché in Italia si parte sempre male? Cioè questo ragazzo, poveretto, convinto, contento, finalmente ho trovato lavoro, tracca che manca il patentino. C'è anche l'informazione, quanto importante è anche nella scuola per intraprendere certi percorsi? Sicuramente, allora non conosco il patentino, non so se dopo credo comunque con la scuola ITS dia diciamo, una certa qualifica da questo punto di vista. Sono sicuro che manca il collegamento, che forse è il problema che ha avuto questo ragazzo, il collegamento tra aziende e scuola. Anche perché non tutte le aziende lo facevano, attenzione. Sì, sì. Sì, manca questo collegamento tra il mondo del lavoro e il mondo scolastico, dove i ragazzi escono e certe volte, magari su qualche settore più di altri, si trovano spiazzati perché serve un patentino, serve alcune informazioni in più, magari sto pensando anche a certificazioni di lingua, robe del genere. E, sicuramente l'ITS ti aiuta a quello che abbiamo fatto noi, perché facendo un po' di scuola, adesso non so, noi facciamo 3 giorni di scuola con corsi e 2 giorni in azienda, ti introduce in maniera molto blanda e anche capendo quali sono effettivamente le necessità e le richieste del mondo del lavoro, ti introduce in questo mondo. E lo trovi molto corretto e molto giusto, cioè scuola, sì, lavoro, sì, molto importante. Come commenti? Niente, sono pienamente d'accordo. La combo perfetta tra comunque ampliare le proprie conoscenze, il proprio bagaglio culturale e iniziare anche ad avere un'esperienza lavorativa nel mondo del lavoro, capire un po' le dinamiche di un'azienda, e quindi è un bellissimo percorso, magari a differenza, senza screditarla, dell'università che non prevede questo percorso di tirocinio, insomma, così lungo e così ben dettagliato, adatto a ciascun studente.
Senti, che è un'altra domanda che volevo farti, l'importanza della sicurezza in questo percorso scuola-lavoro. Ne parlate, lo sentite, ecco, ne parlate tra di voi, cosa mi dici, Kay? Tra di noi, cioè nel senso, crediamo che sia una bella cosa, anche la suddivisione della settimana e niente, insomma, tutti approviamo questa cosa perché abbiamo la stessa idea del fatto che mettere insieme quello che si studia durante i 3 giorni o poi durante i corsi, metterlo in pratica a lavoro, crediamo che sia comunque molto produttivo. E il problema della sicurezza ve lo ponete? Non sempre. Fai bene a dirlo, perché è importante sentire anche dal vostro osservatorio uno dei temi più importanti che è la sicurezza del lavoro. Cosa ne dici, Alberto? Ma io personalmente sento molto il tema della sicurezza, un po'... cioè ne parlate tra di voi? Sì, ne parliamo, comunque a scuola abbiamo fatto parecchi corsi sulla sicurezza e comunque sempre indirizzati sulla sicurezza. Come dicevo prima, la meccatronica, le automazioni, secondo me è anche sicurezza, nel senso portare portare la meccatronica in un'azienda vuol dire portare delle macchine, okay, su lavori che possono essere pericolosi, al posto degli operatori veri e propri. E perciò quella macchina deve essere sicura? Infatti quella macchina deve essere sicura, deve sostituire una persona che magari fa un'operazione difficile, anche sollevare i sollevatori, quelli che sono i robot, che comunque sono alla base. Cosa fanno? Sollevano, movimentano dei pesi che magari un uomo non può sopportare e anche che possono creare delle malattie. Però tu devi sapere come muoverti e dove muoverti, questo è fondamentale. Fondamentale. Dopo anche in azienda mia, come si dice, dove lavoro io adesso, è un tema sicuramente centrale. Il nostro titolare ci tiene molto sulla sicurezza. Ogni volta anche abbiamo una persona dedicata alla sicurezza che segue, passa in azienda, controlla, facciamo tutte le procedure di sicurezza, quella di mancato infortunio, quella di registrazione di tutti gli infortuni e cose del genere. Senti Alberto, poi lo chiederò anche a Kay. Nel momento che voi entrate in queste aziende per la prima volta, cos'è che notate su queste aziende? Cioè la bellezza dell'azienda, l'innovazione, ecco, un po' tutto, diciamo, e poi hai detto il mio titolare tiene molto alla sicurezza, ma questo viene dopo, la prima cosa è l'impatto con l'azienda. Ecco, che impatto hai avuto la prima volta che sei entrato in questa azienda? Ma l'impatto, allora io sono molto... Quello che guardo su un'azienda è il prodotto, prima di tutto, qual è il prodotto che va a creare, qual è il servizio che nel caso va a creare, quello è sicuramente il primo impatto. E poi dopo come secondo, per uno che piace, come me piace la meccatronica, che ha studiato meccatronica, va a vedere anche quello che è il grado di innovazione di questo prodotto, ma anche i processi. Se un'azienda ha determinate macchine innovative, ad esempio si parla di 4.0, questo elemento comunque fa invogliare uno che ha studiato, che è interessato nella meccatronica, fa invogliare a entrare in azienda. È anche sintomo di un'azienda al passo coi tempi, secondo me. Allora, Kay, anche tu che impatto hai avuto e soprattutto quello che dice giustamente Alberto Cocca, bisogna stare molto attenti, non essere superficiali. Se l'indirizzo che ti danno è quello nel movimento, come devi usare determinati attrezzi, devi seguire, non devi fare di testa tua. Ecco, forse noi donne usiamo un po' di più, siamo un po' più... Cosa dici, Kay? Io in questa azienda dove sono adesso ho già avuto un'esperienza di 2 anni durante l'estate e è un'azienda che ci tiene tanto alla sicurezza, al fatto che tutti i dipendenti abbiano una divisa da lavoro, le scarpe antinfortunistiche, i vari patentini per l'utilizzo del muletto, del carro ponte, quindi è un'azienda che ci tiene tanto alla sicurezza. Un'altra cosa che volevo chiederti, Kay, ma nel momento che tu sai questo, e perché vedi
Nel momento che non hai più il controllo, c'è qualche attimo veramente che è quello poi veramente drammatico, che è quello che magari a qualche ragazzo ha fatto perdere la vita, che ti trovi a fare una cosa che non dovresti farla, usare una cosa che non dovresti usare, o soprattutto trovarti nel posto sbagliato, nel momento sbagliato? Può succedere, Kay? Certo, magari una giornata in cui è più stanco degli altri giorni, proprio magari sovrapensiero, è molto probabile che accadano anche tragedie come un infortunio sul lavoro in cui purtroppo perdono la vita anche gli operai. Senti Kay, noi vediamo molti giovani con questa movida che rientrano molto tardi a casa, addirittura al mattino, e poi magari devono andare al lavoro o a scuola. Tu come ragazza, ecco, come vedi questo comportamento? Perché come dice giustamente Alberto Cocca, che poi sentiremo, sono macchine anche complesse, devi essere molto attento, devi essere al massimo presente, cioè non puoi sbagliare un attimo perché sei tu sì la macchina, ma sei tu che la devi gestire la macchina, e perciò i riflessi devono essere assolutamente pronti. Ecco, come vedi, ecco, l'osservatorio tuo cosa dice? Oddio, non dico di magari non fare festa o non uscire durante la settimana, però magari essere un attimo attenti e evitare magari di fare un tour de force, magari addirittura non dormendo o dormendo pochissime ore, perché poi è davvero rischioso al lavoro. Ecco, tu conosci persone che invece esagerano col bere, esagerano anche con gli orari e poi che vengono a lavorare tranquillamente? Giovani specialmente? Oddio, che conosco, che magari sono miei amici, così, no. Però ne ho sentito parlare magari amici di amici, purtroppo sì. Ci sono anche, e di questo io volevo parlarne anche con voi, perché basta vedervi e sentirvi che veramente fa capire che bei giovani abbiamo di fronte e con le idee chiare. Ecco Alberto, tu cosa vuoi dire a questi ragazzi? Perché sono pochi, però poi ci cade il morto su quei pochi, e questo non deve succedere, ecco, non devi giocare con la tua vita, specialmente se fai un lavoro molto impegnativo, un lavoro che deve farti ragionare, riflettere, essere attento. Prego. Sì, beh, sicuramente la questione del... Sicuramente quando si va a lavorare in maggior modo con macchinari che hanno una certa, ma sto pensando in azienda io dopo, ma comunque vale su tutti i cose, su macchinari che hanno una certa pericolosità, perché comunque anche l'azienda del territorio, sappiamo benissimo, tante aziende metalmeccaniche, tante aziende che lavorano con macchinari che hanno una certa importanza e che creano anche grossi problemi. Chi lavora su questi... con queste macchine devono essere doppiamente attenti, sicuramente non è possibile fare le ore piccole, come si dice, e poi dopo andare a lavorare con questo tipo. Sicuramente sono il primo che fa festa dopo il sabato sera, ma dopo c'è la domenica per recuperare, e il lunedì mattina sicuramente sei pronto. Di sicuro no alla domenica sera? No, sicuramente allora. No, domenica sera no. Domenica sera si è pronti per la settimana dopo, almeno di solito. Comunque... Ti ringrazio sempre, perché sono importanti le parole che dite, forse sarete voi che salverete proprio questi ragazzi cercando di dare questi esempi che sono molto positivi. Un'altra cosa che volevo chiederti, Alberto Cocca, e poi lo chiederò anche a Kay, com'è la scuola? Ecco, la scuola si è rinnovata, è una scuola che vi piace, sta dando il massimo, o è perché avete scelto un tipo di scuola e di percorso che vi soddisfa? Ecco, come la vedete la scuola, sia dall'inizio alla fine? Allora, pensando un po' al percorso, dopo bene o male ne ho fatte, partendo dalle superiori, io mi sono trovato molto bene alle superiori che ho frequentato, credo che sia una scuola comunque al passo coi tempi. Allo stesso modo l'università che ho frequentato con 2 anni ha un percorso decisamente diverso da quello ultimo fatto il DLTS, sicuramente è molto rivolto alla teoria, ho fatto ingegneria, si diventa ingegneri, credo anche giustamente, molto impegnativo dal punto di vista di studio. Mentre invece l'ITS, come dicevamo, ti porta più su quello che è il mondo del lavoro,
ti introduce completamente al mondo del lavoro, e questa è una scuola che è più stimolante. È più stimolante per uno come me. Per uno come me, che c'è gente che non gli piace la pratica, a me piace molto la pratica e quindi è molto stimolante. Un po', so che è un po' sull'onda di quello che è il modello tedesco, che i ragazzi dell'ITIS, finito la scuola superiore, vanno a fare comunque un piccolo percorso che li introduce nel mondo del lavoro. È quello perché che vi vuole. Intriga di più. Sì, ognuno ha le proprie, esatto. ognuno ha le proprie cose. Comunque... Abbiamo Antonio da San Martino di Lupoli. Ciao Antonio. Pronto? Sì, pronto, buongiorno. Buongiorno. Volevo chiedere un piacere. Per piacere, per trovare il signor Lucio Zanato. Sì. Poi ti faccio chiamare, lascia il tuo numero che ti lascio il numero della redazione di Lucio, sai? Antonio? Sì, dimmi. Ecco, lascia il tuo numero di telefono, bene, che poi ti faccio mandare il numero della redazione di Lucio Zanato, va bene? Sì, ma te lo do subito se vuoi. Sì, no, in diretta, lascialo pure al centralino, vai tranquillo. Grazie Antonio, vai tranquillo che poi ti faccio chiamare. Allora, Kay, in merito a quello che si diceva, ecco, la scuola ti ha intrigato, la trovi una scuola, come dice lui, molto innovativa, perché qualcuno dice vorrei una scuola diversa, no, una scuola che mi intrigasse di più. Tu dalla parte, ecco, da ragazza cosa vuoi dire? Allora, io come scuola superiore ho fatto l'ITIS al Debretto a Schio, e anche la mia è stata una scuola al passo con i tempi, molto organizzata, i professori molto professionali, tutti molto preparati, e la stessa cosa anche all'ITS. E la cosa bella dell'ITS è che i professori sono sia professori di cattedra, ma anche professori, tra virgolette, perché vengono dal mondo del lavoro e quindi sono liberi professionisti, e ovviamente ci vengono a spiegare determinate materie o i vari corsi da un punto di vista prettamente lavorativo. Allora, nella vostra scuola, quanti siete? Hai un numero che ci puoi dire? Allora, nella sede di Schio c'erano, perché adesso i ragazzi del secondo anno si sono diplomati, comunque eravamo in 3 corsi, un primo anno e un secondo anno di innovazione di processi e prodotti meccanici e un primo anno di automazione, quindi 75 ragazzi. E tu, Alberto, cosa ci dici? Noi abbiamo una sede un po' più piccola a Conegliano. Siamo un corso del primo anno e un corso del secondo anno, che adesso il secondo anno che abbiamo finito. Siamo su una cinquantina di ragazzi. Comunque dopo il comparto meccatronico ha sedi a Vicenza, a Padova, quella di Schio, quella di Montebelluna. A centinaia e centinaia. No, sì, siamo... adesso dico, non so, ecco, in Veneto forse sa meglio. Vai, Kay. In Veneto siamo 600 e di cui 9 ragazze. Perfetto, allora 609 ragazzi. Allora parliamo di migliaia a sto punto. Non siamo centinaia, ma non siamo più migliaia, no. Perché dicono che mancano i giovani. No che non hanno voglia di fare o di lavorare, è che non ci sono più. Vi risulta? Che non ci sono più i giovani? Perché c'è la denatalità che adesso si fa sentire. Voi come vedete questi numeri che danno questi studiosi? Ma allora, non lo so, adesso è difficile, essendoci dentro è difficile secondo me dire ci sono pochi ragazzi, cioè ti guardi intorno e dici io ne vedo tanti, sì, è un po' difficile dirlo. Certo che vedendo le richieste di lavoro si vede che manca un ricambio generazionale, quello sicuramente, vedendo un po' ecco. Che c'è tanta richiesta di lavoro nel settore, almeno nel settore che vedo io, c'è molta richiesta di lavoro e i ragazzi mancano. Basta pensare anche solo un po', non so se sono i ragazzi che mancano, se sono le offerte che sono diverse, che se le offerte non aggradano. Sì, non so cosa c'è secondo te? Mancano le offerte oppure veramente, come si dice, non ci sono più i ragazzi perché cominciamo ad avere numeri molto bassi? Non lo so, c'è questo e quello. Trovo che sia sempre un incontro delle due cose. Un po' i ragazzi
hanno perso interesse per certi tipi di lavori, secondo me, e si sono buttati più su altri, e quindi questa è una motivazione. Magari ci sono anche pochi ragazzi che quindi aumentano il numero. Ad esempio vedo che comunque lavorare in ambiente, l'ambiente meccatronico, quello che è il nostro ambiente, c'è tantissima richiesta e ci sono pochi ragazzi che vanno a studiare da questo tipo di... E questa fuga di cervelli all'estero perché qui non trovano sbocco, come la vedi tu? Questo è un problema, soprattutto io trovo soprattutto gli universitari, conosco anche i miei amici universitari che non trovando lavoro, soprattutto come dicevo prima, sono cambiati secondo me gli interessi, ci sono tanti ragazzi su uno stesso interesse e quindi quelli diciamo in più, non perché abbiano cose, ma magari quelli che hanno più aspettative cercano lavoro all'estero, anche in Europa, anche solo in Europa, cercano lavoro e lo trovano, mentre qua in Italia fanno un po' più di difficoltà. Ascolta, vanno all'estero per un'esperienza professionale più ampia, cioè aprire veramente la mente a altre realtà, oppure è una questione economica o tutte e due secondo te? Anche qua varia molto, ma secondo me è abbastanza economica. Su alcuni ambienti trovo che l'Italia e la formazione italiana sia eccellente, sia le migliori pensando, non so, adesso mi viene in mente magari materie umanistiche, sto pensando, materie umanistiche siamo i migliori. Insegnamenti? Secondo me sì, dal mio punto di vista sì. C'è il buco, come dici tu, il grigio. Poi c'è il buco perché dopo magari le offerte che ti offrono economiche all'estero sono più allettanti e giustamente io da ragazzo che magari hai l'idea di avere una famiglia, una cosa del genere, dici sono giovane, magari non ho grossi interessi a rimanere in Italia, vado all'estero. Ascolta Alberto, una cosa che mi intriga veramente è sapere da voi. Voi pensate alla famiglia, cioè nel vostro obiettivo c'è la famiglia oppure c'è un'esperienza diversa, avere una sicurezza nel lavoro, divertirsi, sì, avere anche la compagna, ma la famiglia in generale vi interessa oppure non ci pensate al momento? No, a me personalmente interessa. Io sono uno che ci crede nella famiglia e mi interessa, sì, nel senso... Ci pensi? Io ci penso, sicuramente. Hai già la fidanzata? Sì. Ecco, avete sentito? Sì, abbastanza... Ok, cosa mi dici tu? Ci pensi alla famiglia? Hai già il fidanzato, il futuro figli? Sì. Perché qua ragazzi, se non cominciate a far figli, è dura, perché noi ormai, ma voi, prego. Sì, anch'io ci credo tanto nella famiglia, ho nell'idea comunque di crearmene una e sì, anche figli, comunque è già nell'ordine delle idee, ovviamente non adesso perché a 20 anni non hai stabilità economica, non hai fatto comunque esperienza nel mondo del lavoro, però magari fra una decina d'anni ci penso. Sulla trentina allora, Kay. Meglio prendere tempo, dici tu, meglio che andiamo avanti un pochino, mentre lui sono convinta che si sposerebbe anche velocemente. No, velocemente no. Quanti anni hai? 23. Ecco, pensa, 23. Una volta a 23 anni avevano già 3-4 figli. Sì, infatti. Ma come mai si rimane così tanto a casa? Cioè, si fa fatica a spiccare il volo? È perché culturalmente non siamo abituati? Io ho un'amica belga che mi dice sempre, ma qui da voi è impossibile. Noi a 16-17 anni abbiamo già preso il volo, non siamo più in casa. Voi qua siete a casa fino ai 30-35 anni, ma cosa fate a casa? Liberatevi. E tu cosa risponderesti a questa mia amica? Ma allora, non so le motivazioni, allora sicuramente, almeno credo che nella maggior parte, poi dopo ci sono questo e quello, comunque c'è un bel rapporto, comunque credo nella famiglia, non so, credo che sia questo, almeno io mi trovo bene in famiglia, non trovo questa necessità comunque di andare via. Cioè, certo, adesso un po' di più, ma quando ero più giovane non c'era questa necessità, almeno personale. E comunque credo che i ragazzi siano un po' meno, aspettano una stabilità economica, come diceva prima Kay, che una stabilità economica, di avere una sicurezza per creare poi una famiglia, aspettano di avere le idee, di essere a posto magari col lavoro. L'azzardo non vi stimola più di tanto? Non vedo questa volontà nell'azzardo, non vedo, almeno sui miei amici, le persone che conosco. L'azzardo vi stimola o non vi stimola voi come ragazze? Oddio, non credo. Forse molti ragazzi stanno a casa per anche fino a 30 anni
probabilmente per il fatto che attualmente le aziende, anche come contratti di lavoro, è impossibile magari avere un affitto, pagare le bollette, cioè è veramente impossibile. Ascolta, ma quello che cioè vorrei anche capire con voi questa mattina, perché non è sempre semplice avervi davanti alle telecamere e sentirvi parlare, invece dovremmo sentirvi molto di più, dialogare molto di più. Ma non è che forse siete stati un po' troppo coccolati? Nel senso, come diceva anche Alberto, io sto talmente bene in famiglia che me lo fa fare uscire, però devi pur prendere il volo, devi decidere anche di capire cos'è la vita, se rimani sempre nella bolla, cioè devi farti male per imparare, dico io, se no tutto bene e non va bene niente, perché alla fine il primo ostacolo cadi, devi cadere per imparare, o sbaglio? Cosa dici, Kay? Io sono pienamente d'accordo, ho i genitori che nel bene o nel male, sempre ovviamente senza farmi fare casini, mi hanno sempre approvato in ogni mia scelta, anche se magari non era quella corretta o quella che magari mi avevano consigliato, proprio per questo, per farmi sbattere la testa e capire da sola a mie spese che forse era meglio prendere un'altra decisione. No, è importante questo, perché penso che ho avuto due ragazze che lavoravano in banca, tutte e due, perciò con un buonissimo stipendio. Non mancava niente, però c'era qualcosa che non girava, cioè si annoiavano, non riuscivano, questa non è la mia vita, io devo cambiare. Si sono inventate un lavoro nuovissimo e ce l'hanno fatta. E quando io ho detto, ma se eventualmente questo lavoro non andava a buon fine, non importa, si ricomincia. Cioè non è che rimpiangevano il lavoro, il stipendio fisso, un bel stipendio, loro volevano vivere, quello che voi avete, voi volete anche vivere, lavorare ma vivere, o sbaglio, ok? Certo, è vero, sì, ok, il mondo del lavoro, però comunque anche ricavarsi del tempo, insomma, per se stessi, questo è poco ma sicuro. Alberto? Sì, quello che dicevo prima dopo della stabilità era un po', sì, così un po' per dire sicuramente... Coccolone, Alberto, coccolone. Sì, quello sì, quello sì. Si vede, ok, si vede che è un coccolone lui, Sì, quello sì, comunque parte dopo la stabilità, ma anche forse è più corretto dire dopo che i ragazzi cercano sicuramente, non si fermano più al primo lavoro che ti dà il posto fisso, ecco, forse è quello più corretto adesso dopo prima. Cioè anche l'azzardo allora inizia a entrare. Cercano sicuramente prima di trovare quello che gli piace più che quello che comunque gli fa stare tranquilli. Sì, ho detto quello stare tranquilli perché è una seconda parte, ma sicuramente, ma forse perché l'ho detto perché io mi sono trovato bene in quello che faccio, mi trovo bene nell'ambito che faccio. Sicuramente magari qualche ragazzo prima prova 3-4 lavori per capire qual è la sua strada, qual è il suo indirizzo. Cioè hai il coraggio di osare, di provare, oppure di dire no anche uno stipendio troppo basso, dire no, non fa per me, non ci credo, ecco, faccio altre cose ma questo non lo accetto. Avete il coraggio di dire no? Perché tanti dicono ma dovete accontentarvi anche se lo stipendio è basso, dovete imparare, dovete cercare, ma bisogna anche avere rispetto per lo studio che avete fatto, per la professione che avete scelto, o sbaglio? Forse questa è la differenza grossa, che adesso forse perché c'è più possibilità di lavoro, forse perché sono cambiati i tempi, i ragazzi non si accontentano più del piccolo stipendio. È un po' il problema che abbiamo visto, magari stiamo vedendo anche quest'estate, ma io ho visto bene l'estate scorsa, del problema dei camerieri che non si trovavano, che non si trovava gente nel mondo della ristorazione, che una volta era un po' il fulcro dei ragazzi che studiavano. Perché? Perché venivano sottopagati. Adesso quest'anno non so se è cambiato, non mi sono informato, mentre l'anno scorso un po' avevo guardato questo argomento qua e avevo visto che effettivamente... Lavorare sì, essere sfruttati, sì, no? Infatti, vero? Infatti, e i ragazzi ho visto ultimamente non si fanno più sfruttare. Preferiscono stare a casa, che non lavorare per poco. Ok, come commenti? Concordo, perché ho lavorato in pizzeria fino a 2 mesi fa e ho mollato
questo motivo, perché all'interno avevo 3 mansioni e venivo pagata come chi ne faceva quello. Finalmente che si sente una parte della verità, perché qua, sai, io ho trovato l'altro giorno che è un ragazzo che porta l'autobara, lui fa un lavoro, poi ne fa un altro che è quello dell'autista dell'autobara, contento di farlo, anzi ha detto ho più soddisfazione a fare questo perché veramente mi emoziona, provo sentimenti, che non altri lavori. Quando ho parlato di ristorazione mi ha detto sì, che vengono a dire a me quello che stai dicendo tu, non ci pagano Mirella, non ci pagano, ci fanno fare, non tutti, non dobbiamo sparare nel mucchio per carità, però purtroppo questa è anche la verità e voi riuscite a dire no, non riesco come hai fatto tu, adesso basta perché non è giusto, io faccio questo e sono pagata per questo. Ma perché succede questo? Perché siete stati troppo zitti, forse anche le generazioni anche prima di voi lavoravano, però una volta riuscivano a trovare, avevano lo stipendio ma avevano vitto e alloggio pagato, adesso è inutile dire ti do 1.500 euro di stipendio se poi ne dovete pagare 600-700 solo per un affitto, cioè cosa vi rimane in tasca? O sbaglio? Ok, lo dite queste cose? Le dite? Verissimo, sì, io sono ho sempre espresso la mia opinione, sempre molto educatamente, però ovviamente ho il diritto di esprimere insomma quello che penso e se magari non concordo pienamente quello che mi è stato detto, magari da un datore di lavoro, piuttosto che ovvio sempre comunque con i piedi per terra, perché attualmente si può dire che non ho esperienza nel mondo del lavoro perché comunque sto ancora studiando, però magari un domani con un po' di gavetta, un po' di esperienza magari potrò anche battere un po' il pugno. Attualmente no. Allora andiamo a vedere anche questo video che è molto importante, istituzionale, ITIS Academy. Andiamo a vedere e poi lo commentiamo. La meccatronica è il futuro e io ne farò parte. Viviamo in una realtà in cui la meccatronica è ovunque. Automobili autonome, robot collaborativi, sistemi di produzione avanzati. Tutto ciò è possibile grazie all'ingegno dell'uomo. Un progresso a cui voglio contribuire con il mio lavoro. Darò vita a idee innovative e svilupperò tecnologie all'avanguardia che avranno un impatto positivo sulla società e sul mondo che abitiamo. In questo percorso lavorerò in squadra, collaborando con altri tecnici superiori, ingegneri ed esperti del settore. Insieme affronteremo sfide complesse e troveremo soluzioni rivoluzionarie che renderanno il mondo un posto migliore. Io sono il futuro della meccatronica e sono pronto a fare la differenza. Bellissimo, complimenti per questo video. Allora, prima di commentarlo andiamo da Gianfranco Valeri. Ciao Gianfranco. Prego di provare. Ah, non è finito. Gianfranco? Sì, pronto? Prego Gianfranco. Sì, buongiorno signora Mirella. Buongiorno. Buongiorno ai suoi ospiti. Signora Mirella, viva i giovani. Invece gli ultimi governi hanno pensato poco ai giovani. Non si può dire sempre con una voglia di lavorare. Bravo. Giustamente come diceva prima anche l'ospite in studio, praticamente io che ho 73 anni, quando avevo 17 anni sono andato a fare la stagione e mi avevano dato vitto, alloggio, mi davano tutto e anche un stipendio. Invece adesso sono trattati peggio. E le dico solo una cosa, però signora Mirella, quello che mi ha fatto più raccapricciare è che abbiamo fatto una montagna di debito pubblico e noi la siamo sulle spalle a questi giovani che non gli diamo neanche lavoro, non gli diamo un futuro, non gli diamo niente, non so chi pagherà. Ecco, si immagini che quando è venuto a sventolare, si ricorda
Di Maio, che è finita la casta, è finito l'assegno, ha visto il suo braccio destro che era dietro, ha cambiato bandiera, è andata dall'altra parte, il giorno ha votato a favore, è tornato tutto come prima. Ecco, per noi costa 40 milioni di euro un anno, ho detto, non tanto, 40, cosa vuole che sia, ha capito? E per quello i giovani non andranno più a votare, sono praticamente... non hanno fiducia in questo tipo di politica dove li hanno accompagnati fino adesso e pertanto per i giovani non hanno fatto niente. Si sono inventati il 5-10, loro se si comprano una casa la devono pagare con mutuo e pagheranno il 5-10 e hanno messo posti condomini. Viva i giovani, tenete duro, però una cosa mancano i giovani mancano il nervo che avevamo noi giovani una volta. Ecco, solo questo. Buongiorno, grazie, buon lavoro, Mirella. Grazie Gianfranco, grazie della telefonata. La sentiamo Kay come commenta la telefonata o il video, prima o dopo. Parti come vuoi, vai Kay. Devi attivare il microfono. Ok, riguardo la telefonata concordo pienamente. Purtroppo al giorno d'oggi siamo magari troppo abituati ad essere un po' coperti dai genitori o comunque dalla famiglia, mentre, non so, viene a pensare 50 anni fa o fai questo o fai questo, non hai alternative, quindi insomma su questo che ha detto il signore è molto vero. E invece per quanto riguarda il video, rispecchia molto la realtà e anche il futuro, perché la tecnologia, l'innovazione, l'automazione sarà sicuramente il nostro futuro. Di questo ne sono certa, anche perché siete proprio bravi, veramente, complimenti, poi la robotica vi intriga non da poco, riuscite a fare di quelle cose pazzesche e soprattutto ne stanno beneficiando tutti, perché anche nella sanità, anche nella riabilitazione, veramente queste protesi che si creano con la robotica sono veramente incredibili in poco tempo. Ecco come si è evoluto, bisogna investire sui giovani. Cosa ne pensi, Alberto? Sono pienamente d'accordo, la robotica è, come dicevamo, sì, è base di quello che è il nostro percorso di studi e dopo il percorso anche, credo, aziendale, almeno per qualcuno, è anche questo. Si parlava di medicina, parlava il video di robot collaborativi, parlavamo prima di sicurezza, robot collaborativi potrebbero essere una soluzione perché riescono a riconoscere quando vanno a contatto con un materiale che deve essere processato e quando vanno in contatto con una persona fermandosi. Ecco, questo potrebbe essere, poi dopo vengono utilizzati molto in sanità per fare, ad esempio adesso si parla di interventi chirurgici a distanza, si parla di molte cose che sono tutte incentrate, hanno bisogno di meccatronica, hanno bisogno di automazioni, hanno bisogno di queste cose. Abbiamo bisogno anche di voi. Abbiamo bisogno anche delle persone... Per quanto belle queste macchine, ma bisogna sempre che qualcuno le sappia adoperare, e perciò abbiamo bisogno anche della figura, sicuramente, della persona, e dobbiamo investire nella persona per arrivare a fare questo. Un'altra cosa che volevo chiederti, poi vi lascio. Dicono che non avete manualità, ecco, i giovani, parliamo in generale naturalmente, non che vi riguardi direttamente, ma che i giovani hanno poca manualità e questo dipende anche dagli istituti scolastici. Tu cosa vuoi dire? Allora, non mi trovo abbastanza in accordo perché vedendo un po', certe volte bisogna avere passione anche un po' personale per la manualità, bisogna avere un po', perché sennò si rischia di essere un po'... Sì. Ho visto casi che anche miei pari che hanno proprio difficoltà nella manualità ed è un po' vero questa cosa. Sicuramente la scuola, gli istituti tecnici, almeno qualche istituto tecnico fa poche ore di tiro di, come si dice, di laboratorio. È importante invece quello che dopo ho fatto all'ITIS, quello che ho fatto all'ITS, che dopo per chi piace la pratica, chi piace mettere le mani, è la fondamentale fare tante ore di laboratorio, lavorare, mettere mano in quelli che sono i processi. Un po' quello che sono, ad esempio, che abbiamo riscontrato, che può riscontrare è un po' naturalmente la questione della sicurezza. Certi macchinari, magari ad esempio i torni, adesso nelle scuole sono un po' visti così perché sono macchine pericolose, sicuramente pericolose, però
togli magari l'esperienza che facevano tanti anni fa sul tornio, capire effettivamente come funziona un tornio, ti dà anche l'idea per io magari che devo programmarne uno automatico, che non ha bisogno devo avere la base, devo avere l'idea di come funziona, come si faceva una volta. Senti Kay, ma non è che forse dovremmo iniziare? Io mi ricordo una volta, io avevo un insegnante che si chiamava Giuseppina Armelin, parlo delle elementari, e lei all'epoca faceva già dei piccoli laboratori in classe, cioè ti faceva usare le mani. Cioè non è che forse dobbiamo anche capire che forse è da là che parte il tutto, man mano che vai avanti con le scuole, poi alle medie, c'erano le operazioni tecniche si chiamavano e tutti facevano in base a quello che erano più portati. Non è che forse siamo andati troppo avanti ma siamo rimasti indietro. Eppure il metodo Montessori era anche questo, avevamo un metodo eccezionale. Cosa vuoi dire, Kay? Poi vi saluto. Anch'io, anche già dall'asilo per esempio, si facevano i disegni con interruolo, bisognava seguire la linea nera del contorno dell'immagine, così come alle elementari si facevano diversi lavoretti, anche alle medie. Quando invece sono arrivate alle superiori, spesso quando erano previste le ore di laboratorio, magari saltava fuori il professore di teoria a dire no, ho bisogno di ancora ore perché la settimana prossima non la verifica, e quindi spesso ci ritrovavamo a saltare appunto le ore di laboratorio. Quindi già in un istituto tecnico sono molto limitate, in più se vengono anche tolte per motivi X, insomma purtroppo la manualità si manca la manualità, che non è colpa vostra di sicuro. Allora io ringrazio tantissimo Kay Cortiana, studentessa ITS Accademia Meccatronico Veneto, saluto Alberto Cocca, anche lui tecnico superiore ITS Istituto Tecnico Superiore. Grazie ragazzi, continuate, vi inviterò ancora, siete stati proprio bravi. Pubblicità. E vi presento altri due graditi ospiti. Abbiamo in presenza Tiziano Cenedese, Presidente Centro Marca Banca. Buongiorno Presidente, buongiorno, grazie di essere tornato qui a Sveglia Veneti. Abbiamo collegato anche da Onara Patrizio Miatello, Presidente Associazione Zellino Terzo da Onara. Buongiorno Miatello, grazie anche a lei di essere Buongiorno qui. Mirella, buongiorno al suo ospite e a tutti i telespettatori. Allora, io ho posto un quesito prima appunto di andare in onda di quello che è successo con delle telefonate che ho ricevuto, non una ma 3-4, dove delle persone si sono recate in banca per acquistare questi titoli di Stato che adesso sembra che sia la panacea, perché almeno hai un tasso di interesse che da lordo va al 3,5%, però è un buon tasso. Quando si sono presentati in banca per acquistare questi titoli hanno detto sì, lei firmi il contratto, però il tasso non glielo diamo quando lo sappiamo il giorno dopo. Ma come, io devo firmare una cosa in bianco? Ma se oggi è il 3,5, poniamo, domani io non so se è il 3,5, perché in base agli ordini poi danno il tasso. Allora io chiederei proprio al Presidente Cenedese se è vera questa cosa, chiedo perché avevo anche l'avvocato Artuso che non è un tributarista e anche lui ha confermato, e poi abbiamo chiamato anche la banca, funziona così. Ma Presidente, cosa ci dice lei? Funziona così, però attenzione che riguarda un caso particolare di titoli di Stato, che sono quelli che sono probabilmente, perché adesso non sa di quali titoli stiamo parlando, non so se lo sa, se gliel'hanno detto. Quelli ultimi che sono usciti in questi giorni sono i buoni del Tesoro. Sì, quelli legati all'inflazione europea, ma il fatto che ci sia un'inflazione europea o comunque qualsiasi processo inflattivo è mobile, per cui oggettivamente la banca non lo sa e va a comprarli sul mercato, a meno che non ce li abbia in casa per se stessa, ma è un caso molto particolare, ma purtroppo funziona così. Cioè uno firma un contratto in bianco che non ha il tasso. Purtroppo non ha il tasso, certo non è un tasso, non ci sarà una variazione enorme, però il tasso certo non... Oddio, in Italia non è che ci fidiamo troppo, sa Presidente, mi scusi se glielo dico, però firmare una cosa in bianco dove non so quello che mi sarà dato non lo trovo veramente, per me è una cosa illegale, è una cosa pazzesca firmare un contratto e non sapere cosa ti daranno. O sbaglio? Cosa dice Miatello? Ma Mirella, allora secondo me
abbiamo vissuto una vicenda delle banche che ci doveva insegnare qualcosa. In sostanza quello che abbiamo vissuto non ha insegnato niente, anzi le cose, a mio avviso, sono peggiorate. Perché sono peggiorate? Perché io ho sempre sognato una situazione che la banca è diciamo un ente pur privato, ma che debba garantire il risparmio delle persone. Questo purtroppo non avviene, non per colpa delle banche, ma perché c'è un sistema che non prevede nessun tipo di accantonamento o investimento privo di rischi. Quindi questa base, la prima cosa che ti dice qualsiasi diciamo consulente finanziario è che non esiste investimento a rischio zero, e questo è il problema. Su questo diciamo si basa tutto quello che le banche o i consulenti finanziari fanno come lavoro. Là ci sono quelli più bravi, quelli più seri, quelli meno seri, quelli poco seri. A mio avviso la storia delle banche venete, ma non solo, delle altre 9 nel resto d'Italia, non ha insegnato niente, perché quando io sono andato in commissione d'inchiesta ancora nel 2017 e ho parlato col presidente Casini e poi anche con la successiva Ruocco, con Zanettin, con tutti i vari politici, ho detto: ma scusate una cosa, ma io che sono una persona, un cittadino, posso avere la possibilità di accantonare il mio risparmio senza guadagnare, senza rischi? Anzi, io pretenderei che da parte del sistema bancario ci fosse una garanzia, cioè una fideiussione da parte della banca, perché poi quando uno ha firmato e firma, qualsiasi cosa può accadere, ogni morte ha sua ragione. Sentiamo, Miatello, sentiamo anche come commenta il presidente Cenedese, che non la conosceva, ma adesso che ha conosciuto, adesso ha capito benissimo, ecco perché è importante sentire le due versioni, sia da imprenditore, ecco, si può dire fregato dalle banche? No, non si può dire, Miatello, lo diciamo in parte. Non sono le banche, è tutto il sistema, perché il sistema si basa su tutta una serie di variazioni di leggi. Prima noi abbiamo le leggi... Fermo, perché sennò non risponde, poi continuiamo. Allora, Presidente, partiamo da questo. Le banche, dobbiamo fidarci nuovamente delle banche come si faceva una volta, ecco, che si andava allo sportello, ci si fidava del cassiere, del direttore, anche dell'ultimo impiegato, e c'era la fiducia, ecco, questa fiducia che abbiamo noi veneti, purtroppo. Allora, rispondo alla prima osservazione, ma io sono, diciamo, a parte il riferimento alle banche, due banche venete, sono perfettamente d'accordo con il dottor Biatello, attenzione. L'unica cosa che però vorrei rimarcare su quanto ha affermato, che non dipende dalle banche, anzi l'ha ribadito anche nel finale, non dipende molto spesso dalle banche, ma dipende da una normativa. Per tornare anche alla domanda di prima, non dipende dalla banca non sapere il tasso, dipende dallo Stato. Il fatto della garanzia, allora è vero che le banche sono qui per cercare di tutelare un aspetto, tra l'altro costituzionalmente, dovrebbe essere costituzionalmente garantito, che è il risparmio. Però attenzione che è la normativa che ha tolto, normativa europea, pardon, che forse grazie proprio alla Germania, che ha fatto la pressione sul famoso bail-in, vuol dire che lo Stato garantisce solamente i 100.000 euro. In realtà il mondo del credito cooperativo, ricordiamoci che noi siamo banche un po' particolari, abbiamo il doppio di garanzia diamo rispetto agli altri istituti. Però se uno ha 500.000 euro è fortunato per lui, effettivamente oltre i 200.000 euro noi non diamo, ci potrebbe essere
una forma di insolvenza. È altresì vero che oggi abbiamo una serie di controllori che è molto, non voglio dire impossibile, ma è molto difficile che possa accadere quello che è accaduto nel passato, però non è impossibile. Ci facciamo il segno della croce, però non è impossibile. Non è impossibile, e anzi l'abbiamo visto anche ultimamente con una banca a livello nazionale molto famosa, in qualche modo viene, perché la garanzia, e qui arrivo all'ultima osservazione che secondo me è la più corretta, che è quella che ovviamente sì, dobbiamo avere fiducia delle banche con le dovute cautele. Parlo di tutte le banche a questo punto, sia anche le nostre, perché le banche sono comunque, per quanto la tecnologia, per quanto l'intelligenza artificiale ci venga in aiuto, eccetera, e io insisto, sono fatte di persone. È ovvio che il consulente nostro, che sia esterno, che sia interno banca, eccetera, deve essere una persona sulla quale noi dobbiamo porre fiducia, anche perché, ma lo parlo anche da utente, non possiamo essere esperti di tutto, perché altrimenti saremmo tutti bancari o tutti banchieri o tutti avvocati o tutti commercialisti, per cui dobbiamo basarci su un elemento di fiducia. Certo, dobbiamo avere la capacità di scegliere la persona giusta e aggiungo un pochino di fortuna. Allora, questo Stato che veramente è sempre messo in discussione, però questo cittadino che si fida ancora dello Stato. Tanto è vero che quello che sembra in questi giorni è che questi titoli sono stati veramente apprezzati. Però c'è qua l'inghippo, è il sistema che non funziona. Ma come? Io mi fido di te, Stato, e tu mi fai firmare una cosa in bianco, perché prima vuoi capire come gestire tutti questi soldi, quanti sono, e dopodiché io ti dico quello che ti darò. No, Miatello, non può funzionare così. Se oggi è il 3,5, tu mi dai il 3,5, oggi è il 3,5, io firmo il contratto per il 3,5. Domani non lo so, ma oggi che firmo è quello. Sbaglio o secondo te c'è qualcos'altro, Miatello? Ma io aggiungo, non sbagli Mirella, e condivido quello che ha detto il Presidente Cenedese, aggiungo però, è vero, e questo siamo secondo me all'estremo, cioè già firmare qualcosa ti prendi tutti i rischi, firmarlo in bianco secondo me, anche se è lo Stato, non lo farei. Anche perché, voglio dire, sappiamo già che si parla di prodotti, quindi il prodotto, il mio risparmio viene trasformato in prodotto, e il prodotto, già acquistare un prodotto, se poi lo acquisti una cosa marcia, non è un problema degli altri, ma è un problema tuo. Quindi è questo che io volevo e vorrei, assieme a tutte le parti sociali, compreso le banche, portare il governo e a sto punto l'Europa a fare una legge dove garantisca un accantonamento del risparmio, quindi non prodotto, per quelle persone che sono sempre le persone che poi pagano di più, perché il pensionato o la persona che ha messo via la liquidazione o il danno da incidente, che non può più camminare, queste persone, al di là di quello che uno gli faccia firmare, banchiere o consulente, sono persone deboli che non vanno in cerca dell'investimento rischioso, ma dell'accantonamento del loro risparmio. Per carità, guadagno zero anche, ma però che sia garantito. Questa è la faccenda, e sicuramente non siamo in questa direzione, siamo completamente all'opposto. Sentiamo, fermati Miatello, sentiamo anche il Presidente, perché così sentiamo anche il contraddittorio, prego. Su questo aspetto, ecco, forse questo è l'unico punto dove un pochino dissento, dottor Miatello, perché c'è una normativa che questa viene applicata a tutte le banche, poi bisogna vedere
vedere se la applicano bene o la applicano male, che si chiama MiFID, dove ogni cliente, ogni consulente dovrebbe profilare il soggetto che abbiamo di fronte a noi. Questo per dire, faccio degli esempi, se una persona ha una laurea magari in economia, eccetera, ha un profilo diverso da una persona che non è scolarizzata, che quindi dovrebbe il consulente stesso cercare di consigliare degli strumenti che siano un pochino più adatti a una persona di un certo tipo rispetto a una persona di un altro tipo. Faccio un esempio anche per quando riguardava i famosi, le due banche famose, eccetera. Ovviamente c'erano dei ristori diversi a seconda che si trattasse di un imprenditore, perché c'era la presunzione che un imprenditore è un pochino più avvezzo alla gestione della finanza, piuttosto un pochino, non voglio dire esperto, però sicuramente rispetto a un pensionato che ha lavorato per 50 anni o 40 in una fabbrica e poi ha un po' di risparmio da mettere via. Ecco, questa profilatura che si chiama MiFID esiste ed è obbligatoria. Attenzione che se non viene la profilazione, se non è corretta, c'è una responsabilità della banca, quello sì. Cioè se io ho un soggetto che non ha il profilo, diciamo, facciamo un esempio, la scolarizzazione adatta, e io investissi tutto in borsa, lì la banca è responsabile. Senta Presidente, cosa vuol dire un cattivo pagatore e un buon pagatore? Perché noi abbiamo sentito recentemente un ministro che è andato in banca e gli hanno dato una montagna di soldi, anche se si guardava questi profili non era così solvibile. Allora io mi domando, ma la politica riesce ad arrivare sempre dove l'artigiano serio, il piccolo industriale serio, ecco, fa fatica a ricevere, nonostante magari fino a poco tempo fa sia stato anche un buon pagatore, poi la crisi, la pandemia, un po' tutto. Perché la politica sempre, comunque riuscire ad avere sempre tutto? Presidente, lei fa parte di una banca seria, dobbiamo anche iniziare a parlare di queste cose, prego. Allora, purtroppo è così, è una questione di potere, però voglio anche dire che noi abbiamo detto di no a dei politici importanti nella nostra banca, quindi giusto per essere questo per essere chiaro, dei politici importanti locali, diciamo veneti così, ma abbiamo avuto il coraggio di dire di no, se non c'è il merito creditizio, non c'è merito creditizio, anche se questo vi fa onore, però a livello, il merito di credito è una valutazione difficile e ovviamente quando c'è del potere dietro. Miatello, cosa ne pensa? No, tornavo al discorso del MiFID. Anche Veneto Banca e Popolare di Vicenza e le altre banche avevano la MiFID. Sì, è vero, però era fatta male, ovviamente. Posso dirle una cosa, Presidente, forse lei non lo sa, ma glielo dico io. Dagli atti della Procura, sia di Veneto Banca e Popolare di Vicenza, la software house che gestiva i MiFID aveva creato dei flag ingannevoli, e questa software house, che noi avevamo fatto il nome, che poi si è subito ha fatto le sue rimostranze, però era scritto nei dati della polizia giudiziaria che c'era sto software, e questo software è uno dei più utilizzati dalle banche. Mi auguro che nel frattempo sia cambiato. Ovviamente io sono certo che non tutte le banche possono usare in maniera fraudolenta questo programma, però me lo auguro. Il problema è che se io, mettiamo l'ipotesi, sbaglio il MiFID o ho un MiFID sbagliato, io sì posso chiedere la responsabilità della banca, ma per quanto riguarda le banche venete non è servito a niente. In sostanza chi ha perso, e se non era per il fondo vittime, utilizzando i conti dormienti che purtroppo dormono nelle banche, nessuno avrebbe preso niente. Quindi è vero quello che dice lei, ci sono degli strumenti, però là bisogna scegliere le banche serie, fare molto attenzione, quindi
l'attenzione che deve avere la persona o l'imprenditore è la banca di un certo... Caro Miatello, però Veneto Banca ha dimostrato, no? La banca di riferimento, quella che mi fido, Veneto Banca, fatta da nostri imprenditori, e poi abbiamo visto quello che è successo. Giulia da Venezia, vai Giulia. Mirella, ciao. Ciao. Buongiorno a tutti e ai tuoi ospiti che hai là, e in particolare il dottor Miatello, perché Mirella, lui è stato il vero protagonista di questa storia, di far prendere qualcosina ai truffati dalle banche. Però, dottor Miatello, anche lei credo sentiva delle grandi conferenze stampa qui in Veneto che dicevano che le banche andavano bene, andava tutto bene, e il governatore lui stesso diceva le banche sono sane, vanno bene. Poi abbiamo visto quanto bene andavano, e andava tutto bene con il Moser, andava tutto bene qua nel Veneto. Però poi abbiamo visto dei grossi scandali qui nel nostro Veneto. Se non fosse stato per il dottor Miatello, che ha trovato quei soldi, che speriamo adesso li tirino fuori, che non li mettano in qualche altra parte, perché sono come i maghi a far sparire i soldi. E allora speriamo, dottor Miatello, che queste persone acquistino questi soldi. Presto anche, non che la girino così tanto, ecco, perché visto che andava tutto bene, adesso facciamola andare bene. Vi ringrazio, vi saluto tutti, vi auguro una buona giornata. Ciao Mirella, ciao. Almeno tu fai, Mirella, veramente, non a parole, a fatti. Grazie Mirella, Giulia, non solo io, anche il Presidente Cenedese per quanto riguarda la solidarietà. Ecco, lo ringrazio anche a nome di altri, perché veramente ne sta facendo tanta a fine di bene. Allora Miatello, sti soldi spariranno a un certo momento, Maghello, via? No, ora non è più possibile. Una parte, circa 1 miliardo e 30 milioni, quindi 1.030 milioni sono già stati dati alle vittime accertate, che sono circa 138.000. Con l'ultima modifica di legge il governo ha deciso di utilizzare una parte delle rimanenze, quindi dei 540 milioni che rimanevano, ne dà 340 milioni a quelle vittime già accertate, anche perché sono circa 138.000 famiglie che avevano già preso il primo indennizzo del 30% nel 2020-2021 e quindi molti in stato di bisogno. Il governo ha fatto la scelta di dire bene, intanto diamo una parte delle rimanenze. Ecco, tutti speravano che dessero di più, alla fine hanno dato questo 10% in più, quindi arriviamo al 40%, e poi siccome ci sono dei contenziosi di gente di risparmiatori che purtroppo hanno sbagliato le domande, e sono circa 3.000 per reddito patrimonio e 3.000 per errori di qualche ritardo, e queste 6.000 persone hanno ottenuto 200 milioni come accantonamento fin tanto che finisce il contenzioso, perché purtroppo alcuni di questi hanno fatto causa allo Stato, causa civile, sono stati portati a far causa civile. Le cause civili vanno avanti 3, 4, 5 anni, e quindi fortunatamente quei 340 milioni sono partiti, e qua chiedo un attimo di attenzione a tutti, in maniera automatica, cioè chi aveva preso già i soldi in base ai requisiti oggettivi e soggettivi del reddito 2018, reddito patrimonio, ha preso il 30%. Chi non ha avuto nessuna variazione, in automatica, questo è partito dal 13 luglio, fino al 31 luglio, in sostanza ha la possibilità di
modificare se ha fatto un cambio di IBAN, oppure se nel frattempo l'avente diritto, cioè il risparmiatore, è deceduto, gli eredi possono fare la successione. Qua le chiedo anche a lei, Presidente, un'attenzione. Perché succede questo? Allora, in praticamente 12 giorni lavorativi, ne mancano pochi, 140.000 famiglie devono capire se il loro IBAN del 2019 è lo stesso IBAN che hanno adesso. Cosa grande succede? Vietello, no, grande questa, perché come dice Giulia, non spariscono i soldi, ma se non te gali l'IBAN giusto, sparisci i soldi. Grande bravissima. Giulia. Allora, aspetta, Vietello, aspetta. Aspetta un attimo, perché Vietello, devi andare piano, perché a casa sono a rilento un pochino, non è facile seguirti. Allora andiamo piano e sentiamo una parte di risposta e poi continuiamo, perché tu sei dentro la materia, questa materia grigia, ma a casa no, e lo hanno dimostrato. Allora, Presidente, cosa vuol dire a Miatello? No, vabbè, è corretto, anzi no, forse il dottor Miatello voleva dire attenzione, anche la banca magari si faccia parte attiva per appunto fare questa verifica. Ne prendo atto, è un'ottima informazione, probabilmente l'avremmo anche già fatto, non lo so perché non sono negli uffici. Ma pochi sanno questa cosa, Miatello, per quello ti ho fermato. Guarda che non è che questa notizia sia un aspetto tecnico che si sa. Vado proprio nel particolare. Allora, ci sono gruppi bancari che si sono accorpati, quindi la cosa più sconvolgente che abbiamo verificato, ma un 20% delle verifiche che abbiamo fatto, fortunatamente, succede che uno aveva quella banca, questa viene accorpata in altra banca, il conto corrente rimane uguale, cambia solo il CIN o la checklist. Quindi uno pensa di avere il conto uguale, ovviamente stiamo parlando di tutti i risparmiatori che se fortunatamente hanno dei nipoti, ma sono tutti anziani, quindi noi ci siamo trovati, fortunatamente noi come associazione gli abbiamo detto a tutti i nostri, voi anche se siete automatici, che avete l'IBAN che non è cambiato, mandatecelo. Ne abbiamo trovati di tutti i colori, Presidente. Ecco, io le chiedo, attenzione, l'indennizzo è stato percepito fra ottobre 2020 e fine 2022. Nel frattempo, se uno ha fatto la domanda per dire a settembre 2019 e gli hanno cambiato l'IBAN, e magari lui non se ne rende neanche conto e lui chiama la banca e l'operatore gli dice ma il mio IBAN è cambiato? No, purtroppo se poi è cambiato questo perde e questo è una cosa gravissima, no, ma non per le banche, è un problema perché il tempo non fa ricordare e poi uno pensa di avere stesso IBAN e attenzione, se uno non comunica il cambio IBAN perde tutto e questo lo deve fare entro il 31 luglio. Perfetto, meglio di così. Fermo perché abbiamo Milena da Ferrara. Ciao Milena. Sì, buongiorno Mirella, buongiorno a tutti. Vi sento non in diretta. Buongiorno Presidente, buongiorno Mirella e buongiorno Patrizio. Vai, allora, grazie. Mi rifaccio un pochino a quello che ha detto il Presidente, che mi trovo un po' in discordia sul fatto che le banche siano quelle che praticamente trattengono e perseverano e mantengono i nostri risparmi. Non lo fanno, punto, a capo. Il sistema non permette alle banche, le banche non lo fanno. Lo fanno magari qualche amico, ma non tutte, assolutamente. Noi abbiamo anziani che sono stati veramente mal gestiti dalle banche. Io ringrazio Patrizio per quanto riguarda il discorso dei conti dormienti, perché ci ha dato la possibilità assolutamente di avere questo indennizzo. Mi rifaccio alla telefonata della signora precedente, la quale ha detto una cosa molto importante.
Ma noi ci dobbiamo fidare o non ci dobbiamo più fidare del sistema? Perché oggi con questo ulteriore 10% ulteriormente il sistema ci ha messo in difficoltà. Perché, ripeto, 13 giorni, e nessuno ha chiesto una cosa così breve, per avere un ulteriore 10% di soldi che erano già nostri, ok, perché il fondo era lì, è impossibile. Noi ci troviamo veramente in grosse difficoltà, stiamo lavorando al massimo, ripeto, abbiamo anziani, abbiamo persone che andare a chiedere in banca un'attestazione è molto difficile, non sanno usare non sanno usare la mail, hanno molte difficoltà, in un periodo molto caotico. E cosa ha fatto lo Stato? Scusami Patrizio. Anche questa volta ha dimostrato, Mirella, che ci vuol fregare. Scusate, perché non si possono permettere di darci così poco tempo per sistemare una cosa che era da noi abbiamo chiesto una data molto più in là. E a cosa hanno fatto? Hanno fatto che il 30 di ottobre è diventato, il 30 settembre è diventato il 31 luglio. Anche qui c'è una mossa da parte di un sistema che non vuole aiutare il cittadino. Poi abbiamo anche associazioni, scusami Patrizio, che ci danno contro perché noi volevamo mantenere l'indennizzo all'interno del 2023 anziché 2024. No, adesso siamo i fautori di questa cosa che comunque è stata progettata ad hoc dal sistema. Grazie Milena, grazie di aver chiamato. Sentiamo come commenta e come risponde il Presidente Tiziano Cenedesi, Presidente Centromarca Banca. Prego Presidente. Per quanto riguarda dottor Miatello, lo ringrazio perché è un'osservazione corretta, io non sono così tecnico e farò lo verificherò. Grazie, Poi le do il numero di Miatello, se Miatello me lo consente. Sì, lo ritengo. Per quanto riguarda invece l'intervento, io preferirei non rispondere perché la signora probabilmente non conosce bene il sistema bancario e la differenziazione tra banca e banca. Allora lo spieghiamo un pochino, dai Presidente. È un pochino, po' dai, anche lunga, se è un po' complicato, dai, perché bisogna anche capire. Il nostro mondo, che è quello cooperativo, con la problematica delle due banche famose, nel breve termine ne ha sofferto molto. Proprio perché c'era un problema di fiducia, no? E quindi le fiducia nelle banche piccola non era più riposta. Quindi per noi i primi 2 anni sono stati un disastro, cioè pur non avendo responsabilità diretta, pur non avendo, però ovviamente le persone non si fidavano. Quindi abbiamo avuto un danno indiretto importante. Salvo poi gradualmente riconquistarlo sul terreno come abbiamo fatto, anzi oggi sta andando molto bene da questo punto di vista proprio perché secondo me... Ritorno alle origini. Ma sì, perché voglio dire, l'elemento fiduciario secondo me, cioè, quando la signora ha citato che le banche non tutelano il risparmio, mi dispiace ma questo è nel fondamento. Poi che se vogliamo essere populisti ci sta bene, ma se vogliamo andare nel tecnico non è così. Poi ci sono, ripeto, persone che si affidano, l'ho detto prima, consulenti un po' più bravi, un po' meno bravi e ci vuole anche un pochino di fortuna. Il concetto che nessuno, cioè l'investimento blindato al 100% non esiste, ma quello è nella natura umana, per cui l'unica cosa potrebbe essere quello di tenere a casa il proprio risparmio con il rischio di furti, l'erosione inflattiva che c'è, per quanto poco, anche se lo Stato possiamo criticarlo finché vogliamo e sono anche d'accordo nel criticarlo, però voglio dire un certo tipo di garanzia ce l'ha, lo spread è più influenzato dalla politica che dai numeri. Voglio dire che dal mio punto di vista oggi riporre fiducia nelle banche, non sto parlando solo di noi a questo punto, in generale è una buona cosa. Maurizio da Mogliano, ciao Maurizio. Sì, buongiorno. No, sto ascoltando la vostra trasmissione, ma io sono, però sento un'altra un po' distaccata. Sì, buongiorno, sono Maurizio. No, stavo ascoltando la trasmissione qua. Io guardi, voglio dire una cosa solo, io sono stato uno di quelli del Veneto Banca trombati, io non vado per le lunghe come l'altro, ecco.
come me tanti anziani che non sanno adoperare né il computer né l'email. Vedo che anche qua il signore delle banche, il presidente della banca, dal mio punto di vista e da come è la realtà, vedo che le banche si arrampicano su per i vetri. Sono legittimate, dal mio punto di vista, legittimate a truffare i piccoli medi risparmiatori. Io vorrei dire una cosa: ritirate tutto quanto i vostri soldi dalle banche, voglio vedere dopo cosa faranno. Dove andranno a trombare ancora da gente? Perché siamo noi, i nostri piccoli risparmiatori. Io sono un pensionato invalido, ok? E ho perso dei soldi grazie alla Veneto Banca, adesso ho fatto subito il 30% e hanno detto che non mi aspetta più nulla, non lo so, ma adesso sento anche l'altro signore, presidente che sta sorridendo, con gli occhiali, ecco. Sento, ogni volta che sento una trasmissione del genere, sento novità. Uno dice se non lo sa lui, glielo dico io, quell'altro dice se non lo sa lei, e sono gente che ha le mani in pasta. Se non lo sapete voi, chi è che cazzo lo deve sapere? Cioè, la gente risparmia 100 euro al mese per poi essere truffata quanto? 200? Lo Stato ha salvato determinate banche, diciamone una qualsiasi, no? Quando devono trombare gli italiani sono sempre pronti. In 2 minuti, anche anni fa, a mezzanotte hanno firmato i 5 per 5, se non lo ricordate, mentre la gente stava riposando per poi iniziare a lavorare alle 5, ok? Questa gente è mantenuta dagli italiani. Io dico agli italiani, signori, io sto facendo un'operazione del genere, lascio soltanto il minimo estremo per pagarmi le bollette, perché se non daino, altrimenti così vanno in automatico, ma il resto non me ne frega niente. Non lo porto, lo metto a casa, almeno se vengono a rubarmi, qualcuno ci guadagna. E chi viene a rubare vuol dire che ha bisogno. Va bene, non importa, ci rimetto io e guadagnerà così un altro, ma non ci rimettono i soliti miliardari. Vi ringrazio, buona giornata. Grazie della telefonata Maurizio, si può capire anche quello che può sentire Maurizio, è una cosa veramente terribile, perché sono soldi veramente anche magari sudati nel tempo, col lavoro anche duro, è da capire. Però quello che io voglio capire, Maurizio, è che se anche, come dici tu, ci sarà questo, ma c'è un'altra cosa che fa molta paura, che è l'erosione del denaro con la spesa pubblica che aumenta sempre di più. Ecco, da soli, senza che nessuno, come ha detto Giulia, c'è il maghetto che li toglie, perché questi beni di prima necessità, questa vita carissima, che non ce la possiamo più permettere perché abbiamo degli stipendi bassissimi, delle pensioni da fame. Presidente, come commenta e come chiudiamo? Prego. Beh, ovviamente non commento perché mi dispiace, comunque era esattamente oggi, se tutti dovessero ritirare i propri risparmi, attenzione, si bloccherebbe comunque tutto il sistema economico, perché attenzione che i risparmi, le banche poi vengono reimpiegati nell'acquisto di mutui delle famiglie piuttosto che nelle imprese, per cui si bloccherebbe il sistema. Forse questo non è molto chiaro e andrebbe spiegato qualche volta, Presidente. Magari venire più in trasmissioni, in televisione, non sarebbe male. Sì, sono argomenti un po' tecnici, però ripeto, io capisco chi è stato, tra virgolette, truffato da un lato, chi è stato... Ma guardate che questi casi ce li abbiamo anche noi in banche, cioè quelli che dopo, quando abbiamo riacquisito la fiducia, poi hanno portato addirittura i titoli, quelli che valevano quasi zero in banca da noi, e noi vediamo la vecchietta con i 50.000 euro che doveva comprare la casa alla figlia e non riesce ad avere, abbiamo dovuto, cioè questi non è, li conosciamo queste e cerchiamo noi, almeno noi come banca, il mondo del credito cooperativo è molto vicino a queste persone, cerchiamo di aiutarli in tutti i modi. Presidente, questi mutui non riescono più a pagarli, questo aumento che c'è stato, per arrivare... il sistema certo, sì, questo è un altro problema. Attenzione che io l'ho già detto, forse anche Mirella un'altra trasmissione.
particolarmente in Italia, ma questo è un problema europeo in realtà, anzi è un problema internazionale, però alcuni stati, per esempio gli Stati Uniti, oggi stanno andando dal punto di vista inflattivo già un po' meglio. L'Europa siamo al 5,5, noi siamo al 6,7 oggi, l'ho chiesto stamattina. Il fatto dell'aumento dei prezzi era quello di una tempesta perfetta. Se ci mettiamo dentro l'aspetto politico del 110, piuttosto che dei bonus, piuttosto che gente che ne ha approfittato, questo diventa debito pubblico e questo è un problema. Quindi è facile dire colpa dello Stato, non è neanche così bello, però purtroppo, attenzione, che una grossissima responsabilità è colpa, cioè perché lo speculatore c'è, ma se gli diamo il tappeto rosso allo speculatore, e questo non può che essere la normativa. Guardi che l'hanno capito questo a casa, l'hanno capito che è speculatore, l'hanno capito, Presidente, perché loro la buona volontà ce la stanno mettendo, lei è testimone, stanno ritornando, ci credono ancora, cercano di recuperare, ma è il sistema che ha questo inghippo, questo punto di domanda, ma può reggere un sistema che non dà sicurezza al proprio cittadino, al proprio popolo? Che sistema? Il sistema europeo, il sistema mondiale, ma fanno acqua da tutte le parti, oggi va bene e vanno male, perché la chiamano borsa? Perché un colpo è piena, un colpo è vuota, ma il problema è che è quasi sempre vuoto, o sbaglio? Miatello, come ci saluti? Veloce! No, voglio dire solo un punto concreto a Maurizio, che ha preso solo il 30%, attenzione che lui entro il 31, cioè c'è un ulteriore 10% che porta al 40%, quindi Maurizio non perdere tempo. Allora tu se non hai cambiato l'IBAN, però devi essere certo e fatti fare dalla tua banca il certificato IBAN datato luglio 2023, perché se per caso dovessero cambiarlo dopo luglio 2023, perché magari danno una proroga e nel frattempo lo cambiano, tu almeno hai data certa del luglio 2023, perché dopo un anno, se uno cambia l'IBAN o 6 mesi, se arriva un bonifico torna indietro, e se torna indietro alla Consap, il fondo, quei soldi sono persi per sempre. Quindi questo deve essere chiaro a tutti i risparmiatori. Non fidatevi, cercate collaborazione. Io purtroppo devo dire al Presidente, non riguarda la sua banca, ma ci sono state altre banche che non hanno dato il certificato perché dicono ma tanto non serve niente, cosa ti interessa? Noi insistendo ci siamo fatti dare il certificato e l'IBAN era stato cambiato, ne abbiamo salvate più di 50 persone così, non è normale, e noi siamo un'associazione piccola, quindi attenzione, il fondo indennizzo risparmiatori che ha pagato già il 30% paga il 10%. Io chiedo al Presidente Cenedese, se voi avete ex soci che hanno preso l'indennizzo, dateci un'occhiata, perché magari c'è gente che non si è resa conto. Se potete fare questo aiuto io la ringrazio, perché penso che le banche servono, noi dobbiamo ricreare quella fiducia fra banche e cittadini. Ecco, non è facile, Presidente, perché lei sente cosa succede. Poi adesso abbiamo un tempo che è limitatissimo, poi ci sono anche altri problemi, perché sta legge è stata fatta su Miatello, ferma, perché sennò il Presidente non riesce a salutare, abbiamo pochi secondi, proprio pochi, come ci saluta, Presidente? Mirella. Poi vi sentirete, prego, Presidente. Ma io chiudo sempre, dice me, a parte che il dottor Miatello l'ho ringraziato prima perché era un dettaglio tecnico che da Presidente non lo so, ma lo sapranno i miei funzionari. Mi sono appuntato anche alla questione del certificato, eccetera. Distinguete la tipologia di banche. Grazie tantissimo a Patrizio Miatello, Presidente Associazione Zelino Terzo da Onara, grazie a Tiziano Cenedese, Presidente Centro Marca Banca, grazie, pubblicità. Grazie a voi, grazie.